Ben ritrovati amici di Mattoscacco, siamo ancora qui con il nostro amico Carlo con l'obiettivo di raggiungere i 1500 punti. Obiettivo realistico, assolutamente realistico, ma ovviamente ci vuole un po' di tempo, no? Ora che si immagazzinano alcune informazioni, e poi 500 punti sono un sacco di partite da fare, quindi cioè, se ti rendi conto che ogni partita quando la vinci, se ti va bene, prendi 7-8 punti, cioè sono veramente tante tante partite, ma noi non ci rassegniamo e siamo qui con voi con la speranza di potervi dare anche qualcosa di buono. Come sta andando, Carlo? Cosa... Beh, fra un po' festeggerò i miei 60 anni con voi. No, bene, bene, no, la cosa che noto sono dei piccoli accorgimenti che adesso in partita ho, cose che mi hai detto durante le live precedenti, per esempio, sulla struttura pedonale penso che sia la cosa più importante, sui pezzi sostenuti e dei pezzi, no, sospesi e sostenuti, non mi Sì, ricordo sì, quali sì, sì, erano sì. i due termini precisamente. Questa è una cosa a cui adesso faccio molta attenzione, il pedone arretrato, che è una cosa che prima magari non ero molto attento su questo aspetto qui, mentre adesso ci faccio caso. E, guarda, semplicemente con questi piccoli accorgimenti vedo di avere cioè sento di avere un dominio, almeno ovviamente Perfetto. nelle partite che gioco con quelli che hanno 1000, 1100 punti, 900, via più o meno, in quel range di punti lì, leggermente superiore a prima, semplicemente con questi due o tre accorgimenti. Ora, Perfetto, perfetto. non vedo anche che alcune partite che ho fatto, ora non so se vogliamo analizzarle, ma alcune partite che ho fatto le ho vinte perché l'altro faceva dei Chiaro, disastri, chiaro, dei chiaro, ma disastri. bisogna Ora, sfruttarli, no? sì, bisogna sfruttarli. Alcune volte penso anche che magari quando uno ha una struttura solida, chiara, è più facile che l'altro faccia un disastro, nel È senso anche vero, quello che dicevi tu, è no? vero, è vero, è L'importante è vero. fare meno errori possibili e quindi... È vero, è vero. Guarda, l'altro giorno è uscito un video qui su Mattoscacco del grande maestro Andrea Stella che giocava contro un maestro da 2002-2003, cioè parliamo di giocatori non forti, di più. Mhm. E questo qui alle prime mosse gli ha regalato un pedone. Cioè, diceva perché quando giocano contro di me anche i giocatori da 1200 sono dei grandi maestri e quando gioco contro lui anche quelli forti fanno le cavolate. Secondo me è per il principio che hai detto tu Mm. poco fa, no? Cioè un giocatore fortissimo imposta la partita in un certo modo che l'altro poi tende a... Lo induce in errore, Sì, insomma, sì, più sì. facile. Può essere, non sono un grande, come rassicuratevi, amici di Matto Scacco, non è il mio caso, ma magari semplicemente a livello di Ok. 1000, magari uno mette un attimo bene le cose. Allora, in questa puntata, Carlo, avevo pensato di parlare ancora di strutture pedonali, c'ho qualche piccolo quiz da sottoporti, poi volevo rivedere l'apertura agli Echi e la difesa agli Echi perché l'avevamo appena vista, giusto due Sì, secondi, e ci sarà tanto da parlare tra oggi e le prossime puntate. Poi l'ho dare un... provata e nessuno mi è venuto a Chiaro, mangiare il cavallo. immaginavo, immaginavo. E poi vedrai un paio di tue partite, poi giochiamo live, eh? Ok, Dai, vai. vediamo se ce la facciamo. Allora, condivido Sì. la schermata dei quiz che ti voglio far fare. Questa volta non li abbiamo preparati, quindi No, questa volta sono live. beneficio del... Allora, fai finta che i re non ci sono sulla scacchiera, li ho dovuti mettere per forza, altrimenti l'ICS non mi faceva mettere la Ah, ok, posizione. ok, Quindi, ok. guardiamo solo i pedoni del bianco. Mhm. Questa è la struttura pedonale del bianco. Voglio che mi individui tutti i punti deboli, tutte le caselle deboli, tutto ciò che vedi su questa struttura pedonale me la devi dire. Vedi dei pedoni in catena, me lo dici. Vedi dei pedoni doppiati, me lo dici. Vedi Ok, qualcosa di strano, tutto quello che sai su questa catena di pedoni. ok. Allora, quelli che sono nella seconda fila, come si chiama in italiano? Traversa. La traversa. Ecco, tutti quelli che sono nella seconda traversa, eh, se capisco bene, sono pedoni che stanno nella loro posizione naturale, quindi stanno bene. Stanno bene, perfetto. Eh,
esatto, quelli che sono quindi nella traversa 3, allora il pedone in F sta bene perché è quindi in catena con quello Perfetto, G, quindi è perfetto, protetto, sta bene, perfetto. mentre il pedone D3 non mi sembra che stia granché bene, nel senso che non c'è nessuno che lo sostiene e potenzialmente potrebbe essere un pedone sospeso di domani oppure già di oggi, non lo so. Mhm. E poi quello C invece, secondo me sta bene, nel senso che sta sostenendo quello B e, e quindi, nel senso, anche se non c'è nessuno che lo sostiene, non vedo perché non dovrebbe essere a posto, perché comunque qualcuno deve sostenere qualcun altro, quindi questo è il principio. Ora mi sento un po' socialista nel dire questa cosa, però no, non è una cosa alla moda nel mondo di oggi, ma ecco, Esatto. dovrebbe, secondo me sta bene lì. Ok. Quindi, insomma, questo è quello che mi viene da dire. Poi un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente tu dicendo nelle scorse puntate vedo che non sono tutti né sul nero né sul bianco, no? E quindi Ok. questa varietà, secondo me, è positiva per quello che Sì, 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 è capisco, vero. perché si controllano case di colore Sì. diversi. Ok. Ma finito quello che ho da dire su questo. Tra questo e questo, se Mhm. ne dovessi spingere uno, ce n'è Mm. uno che ti verrebbe più di spingere dell'altro? È totalmente indifferente? Allora, dipenderebbe dall'altro, Sicuramente. nel senso che, per esempio, se ci fossero dei pedoni in B5, in C6 o in D5, allora a quel punto spingerei il pedone D e Ok, creerei una struttura, diciamo, difficile da perfetto. smuovere, anche se l'ho vista, me l'hai fatta vedere, più nelle colonne centrali, Sì, quindi le colonne sono D, no? sì, D, colonne, sì, colonne queste e qui, traverse, esatto. ok. Traverse, o Sì, righe, file. sì, no, scusate perché io mi vengono i nomi in francese, no? Quindi la traverse, no, boh, je sais pas, la rangée. E vabbè, quindi insomma, se dovessi spostarne uno, guarda, forse sposterei il pedone C per aumentare, per far salire poi il pedone B, esatto, cioè nel senso in un Ok, movimento di spinta così, o altrimenti se ne posso muovere solo uno, muoverei il pedone D, così almeno ne ho due sostenuti. Se oh, posso fare una sola mossa. sì, sì. Ah, penso che questa è carina perché sono in catena, ma temo che questo possa diventare arretrato e quindi Mm, può creare problemi. Mentre quest'altra spinta, ovviamente questo è diventato arretrato, però come dicevamo noi è un pochettino più difficile da attaccare così, no? Chiaro, se c'è un mm, cavallo qui lo attacchi, se ce n'hai due mhm, li attacchi, se è una torre lo attacchi, però di norma è un pochettino più difficile questo qui da attaccare in mhm. questo modo, ok? E ci sono delle debolezze nella nostra metà campo, che è questa qui esattamente. Ci sono Ah, dei eh. buchi. Beh, sì, senz'altro c'è quel buco, diciamo, davanti al re, che è Quale? una Dimmi. colonna, ma è sia la E3, nel senso che non è Ok, coperto, che non è perfetto, coperto da perfetto. nessuno. Poi il resto mi sembra abbastanza, a parte sì, A4, che boh, per il momento, cioè, ora ma è attaccabile. Infatti prima hai fatto l'esempio della torre, non so, ci può entrare una torre da quella parte lì. Questo qui Eh, blu che ho evidenziato in blu. sì, 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 sì. Nel Ok. senso non mi sembra, cioè è una posizione che appunto lì magari ci può andare un alfiere, ci Mhm. può andare qualcuno che fa un attacco a lunga gittata, una torre, un alfiere, una regina, e lì insomma darebbe parecchi problemi. Per il resto mi sembra che coprano abbastanza bene le Mhm. altre. Ok, sì, anche a 3. Anche a 3 non c'è Ah nessun sì, pedone che copre. sì, sì, no, volevo indicare tutta la colonna per. Ok, sì, quindi diciamo che ci sono questi due buchi, questo al momento un pochettino Mm, deboluccio, questo un pochettino deboluccio, poi beh, ovviamente la posizione si evolverà, però questo è quello che c'è da dire su questi pedoni, ecco, nulla di
di eccezionale. Qui se andrà spinto uno, forse è meglio questo. E con tutta probabilità, questo altro principio che ti chiedo di ricordare, il pedone più avanzato del tuo schieramento, quando tu dici, oh, mo che pedone spingo, mo che pedone spingo, il pedone più avanzato del tuo schieramento chiede di essere affiancato. Quindi una spinta che Mm. sicuramente mi viene in mente è questa. Ah, due sulla stessa linea. Sì, cioè il pedone più avanzato vuole essere affiancato se possibile Ok, ok, da quindi qualcuno. non sostenuto ma affiancato. Affiancato, sì. Poi dipende come Ok, vuoi giocare solido, eccetera. Però in questo ok, caso, non so ok. se lo sai, ma ci sono i motori nuovi scacchistici. Sai, c'è Stockfish, Sì, sì. un altro motore molto forte, si chiama Alfa Zero, e ha Mm, sdoganato la spinta dei pedoni di torre, si chiamano questi perché dietro ci sono le torri. mm. E quando non sa che cosa fare, lui prende e spinge questo pedone più che può. Ok. Ora te la sto ipersemplificando, Ah, però in realtà è molto forte questa spinta del pedone laterale fino a che mm, puoi, perché comprimi il tuo avversario e alla fine gli vai a rompere le scatole, fai doppiare qualche mm. pedone e comunque prendi spazio. Ed essendo un pedone difeso dalla torre, è anche difficile rompergli le scatole per il tuo avversario. Quindi anche questa Ok. idea di lanciarsi alla Mm. baionetta col pedone di torre è un'ottima idea, che ti può risultare Sempre utile che, proprio quando sei in carenza di idee, no? sì, sempre che cioè, sempre che la torre è lì. Nel Certo che la torre senso che sostiene, sì. una Oppure volta se che poi c'ha sposti la torre, se ha l'arrocco tipo col fianchetto, coi pedoni del mm. fianchetto, l'idea di andare a rompergli Certo. le scatole è molto 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 Mm, interessante. A ok. volte anche se non hai dietro la torre, perché comunque se tu dovessi arrivare, immaginiamoci qui che ci sono i tre pedoni, se tu dovessi arrivare col pedone qui, a lui non converrebbe mai catturartelo, è vero, non hai la Mm, torre, si prende il pedone gratis, ma si rompe i mhm. pedoni dell'arrocco, Certo, certo, quindi certo. non gli conviene proprio Mm, catturarti. mm, mm, Va mm. bene, va bene, va bene. Ok, questo magari appunto è nel caso che a me per esempio capita raramente di avere l'arrocco diciamo non lineare, non speculare. Dice Uno arrocco sull'ala di corto. dama e uno Ah, sull'ala di re. ok. Ma Nel anche senso sulla che stessa ala, eh? Anche sulla stessa sì, ala. Sì, 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 anche se gli tu mandi hai un pedone. il re arroccato, gli mandi il pedone Mm, contro. ok. Poi, chiaro, sulle ale opposte vale ancora di più questo Ah, principio. È vero, è vero, è vero. Allora, in quest'altra posizione ho messo come protagonista anche il nero. Ora lascia ok, stare che qui c'è un pedone in presa. Mi interessa che mi analizzi la struttura pedonale del bianco, ok, debolezze, tutto ciò ok. che comporta. Allora, intanto c'è un pedone isolato in H5 che Ok. è potenzialmente problematico. Ok, faccio una Due parentesi pedoni. velocissima, Sì, scusami. sì, Il prego. pedone isolato di torre è meno debole rispetto a un pedone isolato qualsiasi. Ok, Questo è buono a O- sapersi, che dici, ok, ok, c'è quel pedone lì, perfetto. non è una tragedia, tragedia, come se ne avessi qualcun altro che non sia un pedone di torre. Ok, Ok. E poi ci sono i pedoni doppiati della colonna B. sì, Questo è un po' un problema. molto. E poi ci sono queste, quindi sono tre isole. L'altra volta mi hai Bravo. insegnato questo termine di isola. Ehm, e poi, allora, questo non so se è giusto, ma sempre per il principio socialista che qualcuno deve, cioè tu si devono sostenere vicendevolmente, e quel pedone D in D3 mi sembra un pedone arretrato. Però se vogliamo Guarda. spingere i pedoni, qualcuno dovrà ben sostenere la spinta degli altri. Quindi qua proprio Marx. Però ecco, quello mi sembra un punto problematico, ecco. E poi ovviamente c'è un pedone in presa che per il momento bisognerebbe Ok, alzare per toglierlo dalla presa. ok, ok, sì, sì, sì. Ok, quindi abbiamo detto due pedoni doppiati, un pedone arretrato, giusto, giusto, e Mm, un pedone isolato di torre, sì. giustissimo. Non te l'ho detto, ma te lo dico adesso. Sai qual è il modo migliore per il tuo avversario per sfruttare i tuoi pedoni doppiati? No, ma ti avrei fatto una domanda: che ce devo fare con sti pedoni doppiati? Nel senso che tipo io quando ce li ho dico vabbè, ma questo lo mando a suicidarsi.
lo lancio contro l'altro, vediamo che gli succede, magari difeso, Ok. mezzo difeso Allora da un sì, se alfiere. riesci a liberartene o comunque a procurare una debolezza è meglio in questo caso Mm, perché sono doppiati e isolati, cioè è molto sì, difficile come ma caso che ce l'hai sia doppiati che isolati. da Se ce li hai solamente psicofarmaci proprio. doppiati, Eh, aspetta, voglio provare a fare la situazione ma non riesco. Mettiamo un caso che erano così. sì, Comunque hai i pedoni doppiati ma non sono più isolati a sto giro. sì, sì. In queste situazioni la teoria dice Eh, devi spingere il pedone doppiato, quindi non questo, ok, ma ok, questo qui a lato. ok. E comunque otterresti una sorta di catena, perché immaginateli così, no? Tutto Sì, sollevo sì, sì, che così. è quello che un po' faccio anch'io, Ok, ok, sperando sempre che poi magari mi viene ok, un pedone dall'altra ok. parte, io lo rimetto sui binari giusti, ma... L'errore comune che vedo fare è che molti spingono questo. Il problema di Ah, spingere questo è che comunque ti rimangono i pedoni doppiati. ok. Anche con la spinta di questo è un pedone doppiato, ma è più forte perché è in catena. Mentre comunque sia, quando sono i pedoni doppiati in questo modo, il modo migliore che ha il tuo avversario per sfruttarlo è mettere un cavallo davanti, perché il cavallo Ah, ovviamente ok, non è attaccabile, è certo. un avamposto a tutti gli effetti e da E qui ti rompe le scatole. attacca. Ah. Se Ok, poi lui avere un riesce a... cavallo davanti, Sì, ok. quindi quando vedi dei pedoni doppiati, se riesci a piazzargli un cavallo davanti, lui non te lo può schiacciare, no? Con un pedone, quindi Sì, quello sì, diciamo è il sì. modo interessante per... oppure, supponiamo che io abbia comunque un pedone qui e lui mi mette i Mhm. pedoni davanti, per scacciarlo io devo spingere il pedone e indebolisco Sì, questo, quindi sì. Ah, ok, comunque quindi anche è un piccolo successo comunque, no? Che mi hai fatto... ok. Noi sappiamo che ogni spinta di pedone crea una debolezza, quindi se gliela facciamo fare, Mhm. male non Ma vada, non è. male non Ok, è. Bene, 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 qui mi ha detto tutto bene. E di questo pedone arretrato, anche qui, cosa me ne devo fare di un pedone così brutto? Se possibile, lo cambi. ok. Lo cambio E lo sperando che non mi cambi, poi... magari c'è un cavallo. Mm, ok. Non mi ricordo più cosa avevi detto. Al centro si prende sempre di pedone e mai di cavallo, giusto? Sì, 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 soprattutto Ok, se siamo nel mediogioco, straffollati, eccetera, ok. perché se vai col cavallo, beh, in questo caso se avessi un cavallo potresti andare solo di cavallo, però se vai col Sì. cavallo dà l'opportunità al tuo avversario di avanzare con un pedone sul centro e di scacciarti il cavallo e di guadagnare un tempo. Ok, Quindi sì, sì, 99% poi sono tutti principi, 99% dei sì. casi si cattura col pedone, non col cavallo. Ok, ok. Ok, buono. La questione dei tempi penso che ancora non ce l'ho, cioè ce l'ho chiara perché Ok, sento molto spesso guadagnare un tempo, hai preso un tempo ok. con lo scacco, eccetera, però credo che Ok, ti faccio subito un'altra situazione. Subito, così te la mostro. A proposito di guadagnare tempi, ti faccio vedere questa apertura che non devi memorizzare, te la sto facendo vedere solo a scopo informativo. Ok, ci sono. Torno indietro di qualche mossa. Allora, la situazione è questa qui. Mhm. Il bianco è ovvio che vuole arroccare corto, il nero è ovvio che voglia arroccare corto. Quindi si Mhm. presume che il bianco prima o poi aprirà qui, il nero ce l'ha già aperto, quindi verranno sviluppati gli alfieri camposcuro, si arroccherà e si andrà avanti nella partita. Mhm. Il bianco gioca pedone 3. Qual è Mm. l'idea di pedone 3 secondo te? Bah, quello di far uscire l'alfiere almeno Esattamente. di uno E poi arrocchi. e poi arroccare. Ok, Però sì. mi sa che mi avevi detto che il pedone E è fondamentale in questa situazione, giusto? No, non era questa. No, 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 che no, non no, qui... bisognava troppo muoverlo. No, 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 non no, era no, qua. va bene, qui va bene, comunque sono in Ok, catena, questi pedoni vanno benissimo. ok. E mi dici il nero dove svilupperà gli alfieri, secondo te? Allora, vabbè, una posizione possibile per l'alfiere nero, sebbene non sostenuto, quindi sospeso, potrebbe essere la casa B4 che inchioda il cavallo. E su A3 cosa E, faresti? su A3,
Ma su 3 probabilmente farei A5 e poi su B3 andrei indietro, sì. Ok. Farei così, li faccio un po' spostare i pedoni così da poterlo Ok, un ti po' faccio un'altra attaccare. domanda. Scusa, ma mentre Mhm. parli mi escono fuori le cose. Certo, certo. Mi dicevi prima, no, che pensavi al colore dei pedoni dove sono messi, no? Mhm. Qui la maggioranza è sul bianco. Nei neri, sì. Quindi ne consegue che il tuo alfiere più forte È sia il quello campo campo scuro. scuro. Mhm. Quindi, non sai che non so se lo metterei qui, in questo preciso istante, in questa situazione. Magari Ok. giocherei più standard. Ok, lo lasceresti E dietro le... sì, dato che è abbastanza prezioso perché ho tutti i pedoni sul Mhm. bianco, eh, Sì. eviterei di mandarlo. Mm. Sì, Ok, sì, al sì, di là no, di questo, capisco. quindi questo comunque lo svilupperesti lungo questa diagonale e sono d'accordo. Beh, anche perché mi pare che l'altra sia chiusa e tu mi hai detto Esatto, che di bravissimo, solito se c'è una diagonale tieni quella, non ne aprire una seconda perché bravissimo. ovviamente... Indebolisci. E il Mm. secondo alfiere, quello campo chiaro, ovviamente più Eh, difficile. per il momento mi sembra che sia un po' chiuso sia dal cavallo che dal pedone. Bah, forse lo svilupperei aprendo una specie di Sì, sì, fianchetto, sì, sì, sì. facendolo, Corretto, facendolo uscire da là e corretto, andando corretto. a colpire quel pedone lì che è debole, almeno fino al momento in cui il bianco non decide di muovere in B3. Ok, 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 ok. Poi lì è sostenuto ma doppiamente attaccato e lì si vede un attimo come... Vabbè no, che non è vero che è sostenuto dalla... Ecco, questa è una domanda che c'avevo. Quando tu mi hai detto sostenuto solo dai pedoni, cioè solo i pedoni sostengono, ma in questo caso il pedone C è sostenuto o meno? No, Nel senso, visto che c'è se tu spingi l'alfiere... questo, no, non è sostenuto. No, 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 ti parlo del bianco. Ok, Il pedone ok. in C4 che è, Sì, tra virgolette, protetto forse ok. dall'alfiere, tu come lo consideri? Sì, sì, cioè, è difeso ovviamente dall'alfiere. Ok, Cioè, sono tranquillo che so che se me lo cattura lo sono ricatturi. tranquillo, sì, sì, sì. Cioè, Ok. non la vedo come una debolezza, anche perché all'occorrenza può essere anche, cioè, facilmente Ok. sostenuto, capito? Cioè, la questione che mi ponevo è tra i vari pezzi che possono sostenere il pedone è il pezzo per eccellenza, no? Non Certo, l'alfiere. certo, Ok? sì, 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 Quindi sì, in sì. questa situazione qui sarebbe meglio far salire il pedone in B3 così che il pedone C è Dipende cosa sostenuto. ci vuoi fare con questo pedone, cioè se Mm, tu un giorno il pedone lo vuoi dare su questo e dici ok, io do un pedone semicentrale per un pedone centrale, non ha avuto più senso aprire e indebolirti, mm, perché comunque mm, questo mm. indebolisce, no? Il cavallo diventa sospeso dopo quella spinta. Ok, ok, E allora sì che ha senso questa, perché poi il cavallo è sospeso. Quindi starei molto attento a qualsiasi spinta di pedone, in questo caso questo è controllato, quindi ok. sta bene lì. Ok, stavo andando avanti nel dirti che il nero ha appena giocato questa e ovviamente il bianco adesso muoverà l'alfiere qui o qui e roccherà, giusto? Bah, direi di sì, anche perché la prossima mossa del nero appunto dovrebbe essere o La stessa l'alfiere o il cosa, no? Più o cavallo, meno. oppure, sì, Ok. mm, E guarda cosa succede. Il bianco muove l'alfiere mhm, e dato che questo alfiere si svilupperà lungo questa diagonale e come dicevi tu, questo alfiere lungo questa per andare in fianchetto, qui il nero cattura, l'alfiere cattura, spinge B5 per guadagnare un tempo sull'alfiere che mm, deve andarsene via e ha l'alfiere in fianchetto e presto giocherà C5. Ovviamente C5 non si può giocare subito, altrimenti cade questo, quindi si mm. giocherà A6 e poi C5. Questa sarà, diciamo, la nuova struttura pedonale del nero. Ma torno indietro per farti vedere una finezza. Hai visto che nella sequenza a un certo punto il nero cattura il pedone C4? Sì, Ma non lo cattura subito, perché lo potrà catturare anche, anziché giocare cavallo qui, potrà mm, catturarlo subito, no? sì, Mi dici che differenza c'è fra questa, scusa, eh, questa cattura e io vado con l'alfiere qui e quello che mhm. invece succede in partita, cioè questa, questa,
questo. Noti qualche differenza? Ma, penso, c'è il problema della regina, no? Nel senso che così la struttura della regina è protetta da Stai un parlando del bianco o cavallo, del nero? del nero, scusami. Il nero mette la regina davanti, il cavallo davanti alla regina, che è protetto dall'altro cavallo, dall'alfiere, cioè quindi una posizione molto mi sembra una posizione ben difesa quella lì Quindi, Perché anche tu perché stai dici che liberando una se... colonna centrale, quindi è possibile che poi io ti attacchi, anche c'è un vis-à-vis, no, delle due regine, Ok. facendo saltare anche il mio pedone bianco, magari con una spinta o che so, ecco. In questo caso qui io mi sentirei la regina un Ok, po' la vedi più scoperta. pericolosa per il nero. Mi sembra di sì, e poi anche perché comunque, cioè, di fatto questo non ha sviluppato niente, cioè comunque a Ok. un certo punto i pezzi li devi fare muovere dalla scacchiera, Ok. quindi lui mi sembra, però forse non è questa la Magari può risposta. giocare adesso, no? Ehm, Un'inversione di mosse. adesso sì, sì, perché no? Mm. Sì, No, no, lo no, so, scusa se ti metto in difficoltà, ma voglio no, che... no. È perché se magari ti do subito la soluzione, lì per lì... Però Mm. se ci arrivi sudando, te la Sì, ricordi di sì. più. Quindi ti Eh, faccio rivedere la situazione. Un sì. conto è Mm. sviluppo il cavallo e dopo mi mangio il pedone, e questa è una Mm. situazione. L'altra situazione che invece voglio farti vedere è non sviluppi il cavallo e mi mangi subito il pedone. C'è Mm. qualche reale differenza o è solo uno scambio, interposizione di mosse, si chiama? No, secondo me la reale differenza è che il nero mangiando adesso, quindi prima di sviluppare il cavallo, ha un gioco meno sviluppato, nel senso che ha un Ok, si pezzo in più ritrova tre nella pezzi posizione. sviluppati contro uno. Eh sì, io direi che questo mi sembra poco lungimirante, se non altro. Ok, Poi non lo so, magari ci sono altre, non lo so. Però ok, ecco, mi sembra che in quel... Poi, vai. ti faccio vedere la sottilissima differenza. Questa nasce da una difesa, si chiama difesa semislava, che ho giocato per un sacco di anni. Mhm. E la differenza è questa. Se il nero cattura subito questo pedone, il bianco sviluppa gratis l'alfiere Mhm. che in un solo tempo va in questa posizione ottimale. Mm. Guardiamo Ah. l'altra situazione invece. Cavallo. Ora il bianco deve muovere questo alfiere che vuole arroccare. E Mm. adesso il bianco va sì in C4, ma ci va in Mm. due tempi. Eh sì, gli fai perdere un tempo. Gli fai perdere un tempo, perché un Mm. tempo ha mosso l'alfiere a vuoto Certo. e con l'altro è andato in Eh C4. sì, 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 E sì, sì. quindi il nero è come se avesse recuperato una mossa perché gliene è fatta buttare Mhm. una al bianco. Se tu Certo. invece fai così, se tu Sì, fai sì, invece subito la gli dai cattura, un tempo di gli dai sviluppo. un tempo Ok, gratuito, alfiere gratuito lì, perché tanto comunque il bianco ok, non vede l'ora di tirare fuori l'alfiere che vuole arroccare, certo, capito? certo. Quindi questa è una piccola... Ma ok, nero, tu gli vuoi mangiare questo pedone? Ah, Aspetta che tira fuori aspetta. l'alfiere e poi glielo mangi, così sono due mosse Mm. per lui. Certo, È una certo. piccolezza, ma questo significa guadagnare un tempo, perdere un tempo. Sì, 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 sì. Che, Ok, cioè, molto comunque, chiaro. cioè, guadagnare un tempo sulla scacchiera è tanta roba, no? Ok, Sì, sì. Ok. ritorniamo ai nostri quiz. Ok, qui ti chiedevo un attimino di provare ad analizzare sia la struttura del bianco e del nero e alla fine mi dai la sentenza di chi, secondo te, dei due ha la struttura pedonale migliore. Mi Quindi ergo giudice. anche qui Allora, così, debolezze, tutto, eccetera. ok. Allora, ci sono due pedoni, allora, quelli che sono sulla traversa 2, mi sembrano stare nella loro posizione naturale, Stai quindi va parlando per bene. entrambi gli schieramenti o solo per uno Parlo, dei parlo due? sempre prima del bianco. Ok, il bianco, ok. Parlo, ok. Quindi questi qui che sono sulla traversa 2, mi sembra siano nella posizione loro naturale, potrebbero essere meglio, cioè nel senso che il pedone E potrebbe stare in E3
e il pedone B in B3 anche, così da creare una struttura un po' più armonica con delle catene. Ma non è ancora fatto in questo caso, quindi mi sembra così. Il pedone bianco, mi sembra ben sostenuto dai due, quindi va bene, è sostenuto, ma allo stesso tempo apre due punti deboli che sono quelli che gli sono al fianco, esattamente. Ok. E anche appunto adesso, magari, visto che mi hai detto prima quella cosa dei pedoni doppiati, credo che sia un po' la stessa cosa qui, perché gli metti un cavallo in Sì. G4, Sì, sì, la è stessa un cosa. bel problema. Per quanto riguarda invece i pedoni della colonna C e D, mi sembra che siano ok, che rispettano la legge prima enunciata del quando c'hai un pedone, il pedone più avanzato deve Perfetto. avere qualcuno che gli sta in fianco, però qui mi sa che sono tutti e due poco coperti e quindi rischiano di farsi mangiare dal primo venuto. Ecco, basta che il nero faccia una spinta in C5 e li mette in difficoltà, perché Mhm. poi insomma ti ritrovi col pedone doppiato oppure insomma il pedone isolato, dipende, insomma potresti avere un problema. No, il pedone isolato no, perché in realtà le altre isole che rimangono poi sono facili da compattare. Ok. Ok, io penso che questo è quello che ti potrei dire del bianco. Ovviamente, sì, per il momento gli altri sono da sviluppare, quelli nella fila 2, nella traversa 2. Per quanto Ok. riguarda invece i neri, ehm, allora, traversa 7 sono nella posizione naturale, ovviamente quelli che sono sulle colonne F e D sono meglio protetti perché il re Ah, comunque sì, li sì, fai finta che protegge. non c'è il re. Scusa, io li metto sempre perché sennò mi fa caricare Ok, la posizione. Fai solo i pedoni. ok. Quindi anche lì quello lì 7 e quello in H7 e in B, no, scusami, in C7 mi sembrano leggermente più, insomma, deboli, ma perché tenevo in conto il re, ma ora lo dimentico. Allora, quello che mi sembra un po' problematico qui c'è l'A6, il pedone in A6, che invece lui non è sostenuto. E diciamo, un'altra casella debole, da due altre caselle deboli sono la F6 e la H6, perché da lì si può entrare, quindi ci vorrebbe un alfiere dietro, insomma, che copra quelle caselle, oppure un cavallo in G8, insomma, ecco, bisognerebbe coprire quell'ingresso lì perché mi sembra aperto. In generale, mi sembra migliore la struttura pedonale dei neri, nonostante queste debolezze qui, perché mi sembrano comunque più compatti e in catena e basta una mossa per sistemarli, mentre forse per i bianchi ce ne vorrebbero un paio, almeno un paio di spinte, uno in E e uno in B. Ok. Sbagliato tutto? No, 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 Più o meno. assolutamente. Allora, voglio farti notare che questi, che tu magari li vedi un pochino deboli, in realtà sono pedoni avanzati centrali, uno centrale e uno semicentrale, ma in Mhm. realtà non lo sono perché all'occorrenza li puoi mettere in catena quando vuoi. Quindi, Mm. se fossero isolati, se fossero questi due pedoni, qui non ci fosse nessun pedone, come non ci fosse nessun pedone, ok, due pedoni, in questo caso si chiamano pedoni sospesi. I pedoni Mm. sospesi sono due pedoni isolati ma vicini. Ok, ok. Quindi sono pedoni sospesi, che è sempre meglio avere due pedoni sospesi che un pedone isolato, Mm, però mm, comunque in mm. quel caso è difficile. Ma se all'occorrenza, se vedi che c'è tanta pressione qui, lo metti in catena, è È finito tutto. sistemato, Quindi sì. se vedi che con facilmente insomma, puoi andare a farli difendere dagli amici, Mm, questi non sono un problema. Questo, come ok. dicevi tu, questo fianchetto ha lasciato questa casella debole, questa per fortuna per ora è Sì. coperta. Mm, Quindi va bene, secondo me va bene. sì. Quindi questi due sono forti, questa è vera che è una debolezza e basta, stop. Il nero invece, questa è cronica, cioè proprio non Mhm. può mettere più pedoni che controllano lì, anche perché ha spinto quello in E
e quindi non controlla neanche più questa. Il pedone a 6 si è mosso e al momento può essere magari debole, però all'occorrenza va in catena, Mhm. quindi non Sì. è un grande problema. Se dovessi scegliere, probabilmente preferirei il bianco, Ah, tu perché preferisci il bianco. il nero alla fine qui ha due debolezze, che Mhm. sono queste due evidenziate, ops, in rosso, mentre il bianco solo una, in effetti. Mhm. Mhm. Però Ok. sono comunque due strutture abbastanza sane, non si vedono cose Mhm. strane, quindi, Sì. quindi va bene così. Ok, Mm. in realtà avevo un'altra posizione, ma mi sa che si Vai. fa tardi, quindi volevo farti vedere la Liekin. Ok. Allora, andiamo in scacchiera di analisi. Benissimo. Allora, ehm, dicevamo dicevamo che purtroppo nessuno ancora ti ha giocato questa. No, infatti, mi hanno giocato tutti quanti il cavallo. Ok, ecco Esatto. questa, finché non arriverai magari a 1200, 1300, la maggior parte ti giocheranno questa perché non conoscendola, magari non gli viene neanche in mente di avanzare, ma dicono cazzarola, mi sta attaccando il pedone e lo difendo. Questa Ok. è, diciamo, la più... Ma, Però facciamo un attimo un ripassino di quella che poi sarebbe la linea più forte. Questa qui, dove andava il cavallo? a fianco al pedone, esatto. E se... Mi e- sembra, Sì, sì, sì. E Ok. se sostieni il pedone centrale, come continuiamo il nostro gioco? Mi sembrava che il cavallo dovesse scendere sulla colonna B. Giusto, ma solo se viene attaccato. Ah, solo se Quindi viene facciamo che attaccato. la fa dopo quella mossa e tocca a noi. Che cosa Ok, facciamo adesso? quindi allora mi hai detto che a un certo punto bisogna muovere un pedone C Quello D, perché l'obiettivo è di attaccare il centro. Ok, Ok? Quindi ok, l'obiettivo è ti faccio venire sul centro e poi te lo mino. ok, Quindi con D io ti attacco il centro. ok. Ok, E quindi supponiamo lui a questo punto che... viene con l'attaccare il cavallo. Sì, per esempio, no? Mossa Ah, intermedia. Mossa sì. intermedia, il cavallo e va qua. Mhm. Tocca sempre a lui e c'ha sempre questo problema qui, perché se lo lascia catturare cambia le donne e lui perde Mm, l'arrocco. certo. Quindi diciamo qui la mossa corretta sarebbe F4, poi non è detto che ti facciano F4, ti fanno cavallo F3, magari ti escono fuori con l'alfiere, qui poi Mm, vediamo nella pratica cosa ti succederà, però quella migliore è questa. ok, E qui partiva la nostra trappolina, che partiva con la cattura. Ovviamente non cattura con questo, altrimenti ti cambi le donne. certo. Questa. Lui ricattura con E quello. ancora una volta si attacca il centro. C5. Ok, Lui nessuno ma catturerà mai perché comunque gli perdi l'arrocco e questi pedoni sono certo. doppiati, Ok, come facile. Te li riprendi quando vuoi, spinge, ok. attacchi il centro. Spinge Chiaramente se lui ti ancora. cattura, tu gli cambi, sempre questa, spinge Sì, ancora. E poi c'era questo famoso scacco che praticamente qui ti fa spostare. è Sì. già vinta, è già Quindi lui vinta ti, lui questa. ti provo- lui ti protegge col cavallo. No, Non può sì. proteggere, deve spostare il re, perché se spinge il pedone c'è questa e la morte. Ok, Deve sì. proprio spostare il re. Spostando il Ok, re c'è scacco, cade questo e cade tutto. E poi ok, cade questo. perfetto. Ok, Ok, però per poi... il momento sono talmente scarsi che non ci cadono. Ok, queste mosse qui non so se te le ricordi, te le vuoi segnare, vedrai Eh, che io ho un ti... problema con la notazione scacchistica, cioè che non so se anche a volte mi ricordo da bambino provavo a leggere questi libri di Questi scacchi. libri. Sì, io tra l'altro, ah no, adesso non ce l'ho perché l'ho dato a mio figlio, ma io ho sempre una scacchierina piccola, piccola così e metto i pezzi fisicamente quando leggo le cose sui libri perché mi serve di visualizzarla, perché però ecco, tipo questa cosa, cioè dovrei scrivermi tutta Ok, la... A allora volte l'ho fatto, ma non mi viene ti propongo una naturale. cosa, perché dato che poi queste puntate usciranno in sfalsate, Sì, se hai voglia di farci un video veloce veloce col telefono, così te lo riguardi quando vuoi, sì, certo. così, così sai come giocare se ti capita questa roba qui. Ok, Ah, ti faccio vai. rivedere la sequenza. Quindi
Dimmi quando ci sei. Vai, ci sono, sono Ok, col telefono quindi in mano. ti attacca col pedone, scappi via col cavallo. Se ti attacca subito il cavallo va qui. Se invece non ti Ok, attacca il cavallo, non c'è devo bisogno di attaccare il togliere. centro con il pedone Bravissimo. della regina. Ok, Tempo sul cavallo che va qui, sì, rinforza il centro e adesso noi catturiamo. ok, Non cattura con cattura questo, altrimenti. perché ovviamente si apre, chiude con quello, Non attacco il cattura, altrimenti. centro, non cattura altrimenti cade, quindi lo avanza, Non cattura, attacchiamo il altrimenti. centro, quindi Finisce. lui avanza e là, Avanza, qui va sul nero, sul bianco, ma ad ogni modo cade sempre il pedone centrale. ok, ok, Finito. l'obiettivo sarà prendere il pedone Sì, sì, il centrale e pedone poi centrale gli lì, cade tutto poi. sì, ok, ok, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Speriamo che qualche volta qualcuno risponde come Vedrai, deve. vedrai. Vediamo invece la risposta a quella che ti fanno i più. Quindi Mm. E4. Aspetta, Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ok. vai, ho Ah, rimesso il video, questa, vai. questa è la classica. Sì, è quella che mi fanno tutti. Tu rispondevi con i 5, presumo? Allora, in realtà mi sa che o tiravo fuori il cavallo di nuovo, bisognerebbe Ok. prendere una delle Ok, ultime dopo la partite che ho vado a fatto col vedere. nero. Ok, ok. Allora, qui eh, la sfiga è che se vai con i 5 si rientra nella partita di 4 cavalli. esatto, Molto complessa, secondo me. Sembra facile, ma è molto complessa. L'idea ok, è non rientrare in questi schemi che il bianco conosce, ma ok. portarlo su fuori territorio con D5. Ah, ok. Ancora una volta, Quindi subito li attacchi il stai centro. off. Ok, Se si va ai cambi, la partita è pari, la teoria è finita e ti dico, Carlo, da qui giocati la partita, cioè c'è poco da dire, sì, cioè cosa vuoi dire? Cioè, è finita, l'apertura è finita. ok, Cioè non l'apertura, la teoria sull'apertura è finita. ok, Se ti spinge, parte un mondo, perché qui ok. ha due possibilità, cioè o ti cattura o spinge, non è che Sì. c'è tanto da fare. Se spinge, qui parte un mondo. Cioè tu dici, cazzarola, dove lo metto sto cavallo? Perché se Mm, lo metto qui, perdo questo pedone. sì, Però ti rifai su questo. sì. Allora Mm, l'amico Fritz, capendo che anche lui perderebbe il pedone, fa questa. Perché vuole tenere il suo pedone e mangiarti il tuo. mm. E quindi io metto il cavallo in B6. No. Non ancora. C'è la No, allora lo bellissima. sostengo con il C'è la pedone. bellissima pedone Ah, G5. ok. Wow, lasciamo gratis questo Mm. pedone e qui ci sono di quelle trappole infernali. Allora, qui può succedere qualsiasi cosa. Vedi gente che ti mette l'alfiere, che ti mette il cavallo, che mette la... Qui può succedere qualsiasi cosa. Diciamo che questa può arrivare questa Mm. tranquillamente, visto che c'è un pedone centrale gratis. Scusa, se lui mi cattura qui, un pedone gratis per lui. Mm. Io prendo il pedone, lui c'ha un pedone in più e una buona Ah, posizione, no? sì. Vabbè, Giusto? mi Mi sembra sembra. proprio di sì. Ma su questa cosa lui Cioè, perde un pezzo. quindi con la regina, sempre con la regina che esce, no? Lo Magari. scacco, no? Allora, questa mi capitò in un torneo e quando lui decise di prendere quel pedone, ho detto che bello, ho già vinto la partita. Perché c'è una mossa che se non la conosci non la puoi trovare mai. Qui la prima che ti viene in mente è questa. Attacchi Certo, donna, attacchi il pedone e ti riprendi il pedone. Ma noi non sì. vogliamo riprenderci il pedone. Cavallo in B6, quello stesso cavallo che hai già mosso 9000 volte, cavallo in B6. Mm, L'idea qual ok, è? Attacco 2 volte il cavallo sì. e se togli il cavallo perdi la regina, perché la regina è sospesa. Il cavallo è Mm, sospeso e la regina è sospesa, due pezzi sospesi. mm. E come fare qui per non perdere uno dei due pezzi? Prova a metterti nei panni del bianco. Hai un doppio attacco qui e se sposti il cavallo perdi la regina. Che fa? Forse con il pedone C. Sostieni il Ottimo, giusto, cavallo. sostieni il cavallo, ok. Ma se io trovo il modo di farti spostare il cavallo così perdi la regina? Alfiere in E3. Perché così tu E sì, perdi il cavallo. perdi il cavallo.
in effetti perdo il cavallo, ma almeno mi proteggo la regina. Ho perso 3 punti. Sì. Questa è molto 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 caruccia, non ti capiterà mai e paradossalmente queste cose ti capitano man mano che tu andrai avanti col punteggio perché Ok. all'inizio i giocatori non conoscendo la teoria, non magari capendo quale pedone sarebbe meglio mangiare, ti fanno mosse Mm. strane, quindi dici cazzarola, ho imparato a memoria queste robe qui, non mi succederà mai, ma vedrai che è così. Eh, Arriverà. quindi ripassone per questa. Quindi quando ti capita la difesa di cavallo, non si muove il pedone di re, ma il pedone di regina. Mhm. Se ti cattura è buonanotte a tutti, è finito. Se ti spinge, il Mm. cavallo qui che contrattacca in questo Ok. modo. Qui 9 volte su 10 tutti difendono e dicono cazzarola, che bel centro che ho, tutti i pedoni Mm. centrali. Ma l'idea è sempre di attaccare il centro. Mm. Mm. E qui, se lui dovesse catturarti questo pedone di 5, tu hai già matematicamente un pezzo in più, perché dopo Mm. la cattura, ovviamente qui cattura di donna, Sì. E boh, sposto il è cavallo. partito il trabocchetto. Qui ce ne sono mille di difesa, c'è C4, c'è C4, c'è Mm. 6 e ho visto anche che hanno provato a fare robe creative come questa. Mm. L'idea è che se io dovessi mangiare questo alfiere, Mm. cioè cavallo C7 scacco, si prende le Ah, cose. oui. Ok. E se Non tolgo male la questo. regina, se tolgo la regina dalla colonna D, lui può Mm. spostare il cavallo e non perde più la donna. Certo. Qui semplicemente donna di 7. In effetti, scusami, se lui e non può fare lo scacco col cavallo perché perderebbe il cavallo, perderebbe la Sì, perderebbe regina, il certo. cavallo, cavallo Eh, gratis. sì, il E cavallo se mi gratis. mangia il cavallo con doppio qui, perde la regina. Mm, certo. Quindi Guarda. non c'è, cioè alla fine magari proveranno a sopravvivere qualche mossa in più, ma non c'è. Ho visto anche che c'è lo scacco, qualcuno a questo punto, no, dove c'è la doppia pressione qui, anziché proteggere con C4, prova a fare lo scacco, qui devi stare molto attento perché se per Mm, sbaglio giochi alfiere di 7, mm. togli questo attacco della tua donna e lui E qui si lì salva. sì, Lui qui può togliere, certo. non gli mangia, Infatti, capito? Quindi in questo certo. caso Mm. questa. E gli rimane sempre il problema del doppio attacco sul Ok, cavallo. ok, Cioè l'idea è che gli deve rimanere il doppio attacco sul cavallo. ok. Bene. Ok, Ora ho fatto i stop. video, vediamo quando mi capiterà di fare Dai. questa cosa. Sicuramente fra 150 puntate dove mi sarò dimenticato. Ok, stiamo scoprendo una serie di trucchi tranellini nella Lieki che è molto infame e gioca sul fatto che gli avversari, È soprattutto a questi cattiva punteggi, proprio. non la conoscono. Sì, è cattiva, quindi ringraziatemi che qui ci sono decenni di partite, di mazzate prese dietro le orecchie e noi gli stiamo regalando questi trucchi in codesto modo. Allora, andiamo a vedere un paio di partite che hai giocato, mi sono già aperte qui. Allora, ce Ah, n'è una meglio. di 43 mosse che ha vinto il tuo avversario e Ah, una tua di 23 che hai vinto tu. Allora, partiamo da quella che hai vinto. vabbè, Allora, così. C4 e 5, cavallo C3, È cavallo la solita F6, inglesotta. G3, D6. Ecco, la struttura pedonale del tuo avversario mi piace, Mm, non mi piace il fatto che si sia chiuso dentro l'alfiere. mm, Mi sarebbe piaciuto Doveva più farlo prima. tira fuori e poi chiudi, no? Sì. Ok. Piedi giù alfiere 7, cavallo F3, cavallo C6, arrocco, cavallo D4 e questa mossa non mi piace. Del tuo Mm, avversario intendo, perché devi ancora arroccare, sviluppare tutti i pezzi, invece porti già la riscossa a un cavallo. mm, E guarda cosa succede alla prossima mossa dopo che tu interroghi sto cavallo, ti mangia. Allora mm. E qui qui c'ho stai la già scelta. tantissimo meglio perché voglio farti notare un altro principio che a volte uno non ci fa caso, ma è questo. Allora, il problema è che uno pensa, giustamente leggendolo su tutti i libri di scacchi, che il cavallo vale 3 punti, il cavallo vale 3 punti, quindi questo cambio è un cambio alla pari. A parte Mm, che ti ha fatto sviluppare la donna, ma lasciando perdere questo, torno un attimino indietro. Una mossa di cavallo, due mosse di cavallo, tre mosse di cavallo mm. e alla fine il suo cavallo è uscito fuori dalla scacchiera.
Mm, Tu hai fatto una sola mossa di cavallo, lui ne ha fatte tre e il sì. risultato per voi due è uguale, non avete più un cavallo a testa, ma lui ha perso tre Mm. tempi. Certo. Quindi più strada gli fai fare un pezzo, più questo pezzo aumenta di valore. Nel momento in cui gli hai fatto fare 9000 mosse e Mm. poi lo vai a schiantare contro un pezzo, hai perso tempi, perché morale Chiaro. della favola, quel pezzo non ce l'hai più. Quindi tutta quella strada che gli hai fatto fare a quel pezzo Certo. o ha senso perché dici ok, adesso lo riposiziono in una casella tattica dove sarà invincibile, ma se lo vai poi a Mhm. schiantare, quello non è un cambio alla pari. Certo. Qui ti ha regalato due tempi, perché lui ha usato tre tempi per muovere il cavallo, tu uno, si sono schiantati, hai due mosse gratis. Il nero in questa situazione è indietro di due mosse, tre perché il Mhm. bianco c'ha già una mossa in più. Cioè, queste sono piccolezze, ma nel momento in cui le capisci, dici, cazzarola, in effetti, cioè, ho speso, ho speso un sacco di mosse Certo. inutilmente. Ok. Ok, Grazie, questa me la sono sì, segnata. cioè, sono cose che magari dici, cazzarola, ci potrò arrivare anche da solo, però se la senti dire Mm. Torre B8, che è qui Ha eccesso di capito che c'era. prudenza, ok. Cavallo D5 e questa non mi piace. Mm. Non mi piace perché secondo me ci sono altri problemi da risolvere prima di andare all'attacco, cioè Mm. completare lo sviluppo. Questa è un'ottima L'alfiere. Mm. casella, questa è un'ottima casella. Mi sarebbe piaciuta se non c'era qui il cavallo. Allora ti dico sì. Certo. Mm. Ma se ha Mm. la possibilità di... Mm, va bene, comunque non è che è sbagliato, però... Mhm. Ok, qui ti rompe le... Oddio. Ok, per fortuna hai lo scacco. Ok, sì, sì, c'era la Sì, doppia penso che persa. questo io ho fatto, tra l'altro. Ok, Mm. sì, Mm. scacco e poi ha perso il pezzo perché... Mm. Ok, qui hai più 3 e praticamente hai tutte le case, le colonne Mm. bianche dove lui è debole. Ok, qui cerca di liberarsi, scacco. Bello, bello, vabbè, qui domini totale. Questo alfiere protetto dal pedone, sono incassati lì, non li togli Mm. più via neanche suon di martellate. Giustamente Qua li propongono semplifichi, però è scambio. giusto, Mm. giusto, giusto, giusto. Ok, qui provi il matto. Ottimo. Ottimo che esce anche questo. Sì, che è quello appunto. Ok. Ok, qui c'è della tattica, mossa al bianco. Vediamo se riesci a vederla. C'è un'idea tattica. Scusa, mossa mia? Sì, tipo problemi Eh, di chess.com. mm, mm. Aspetta. Forse sacrificio di alfiere? Però boh, mi sembra un Dove, po' dove? difficile da sfruttare. In H6. Sì. Sacrificio di quello. Regina in... Però mi sa che l'avevo calcolata questa. Regina in H4. Ah, ok, no, io sono più materialista. Su Ah, questa lui perde il ah. controllo con la torre e prendi la torre. Ah, ok, ok. Sì, Io non è pensavo questa al gran matto. mossa Ah. perché comunque prendi la qualità, Sì, sì, però sì. diciamo che quando il re difende un pezzo, il re è il peggior Mm, difensore che c'è, lo puoi ok, tranquillamente allontanare, non difende più quel certo. pezzo. Ok. Quindi... Ma io penso che la mossa che hai fatto tu è anche meglio perché alla fine qui, cioè, tu giochi per dare scaccomato a sto punto, Mm, non per mm. guadagnarti la torre. Sì, sì, era un po' l'idea. Quindi lui va E infatti adesso controlli le case scure lì e l'ha non può fare abbandonato. niente, quindi alla Poteva fine... farmelo fare scaccomatto, dai. Bella, bella, hai giocato bene, cioè hai giocato bene, preciso. Forse solo quel cavallo in Sì, attacco subito, però bella partita, hai ok. sfruttato tutti i suoi errori. Sì, Vediamo devo dire che quest'altro. ci Sì, sono alcune partite in cui hai l'ispirazione, vero, e eh? quella era una di quelle. Non mi capita mai. Allora, vediamo questa dove eri ancora il bianco. Questa difesa, vediamo che cosa porta. Tipo, la struttura è tipo quella di prima, non è che è la stessa Mm, partita? No, è un'altra. no, Ok, questa mi ha battuto, me lo ricordo, il questo 4. francese. Ah, giusto, giusto, un tuo... Un mio Ok, quasi connazionale. ok. Ok, qui sei entrato in questa struttura che è una struttura complicata da cervellone da giocare. Vediamo come...
infatti la perdo, non ho il cervello abbastanza sviluppato. H6. Ok, domanda prima di questa spinta. Non hai Mm. paura di questa? Ma allora, senz'altro mi avrebbe fatto doppiare i pedoni, però l'avrei coperta forse con la torre. Mi sarebbe stato utile far uscire la torre da là. Così avresti Ma giocato torre penso, 1? sì, torre in E1, sì. Avrei messo la torre lì. Ok, Non quindi penso che avresti quello dato sarà. l'alfierino, l'avresti dato per il cavallo. Ma Occhio che forse c'hai i sì. pedoni sul bianco, eh. No, ecco, vedi. Ma forse l'avrei dato, ma oppure no, non lo so, magari Ok. l'avrei arretrato un pochino. Non ci Ok, avevo sì. pensato a No, no, questa. giusto, giusto. Allora, questo va tenuto, eh. Questo va Ok, tenuto perché c'hai il centro sul bianco e questo è ok, nero. ok. E diciamo che nel momento in cui lo arretri è una missione di colpa che stai facendo. Stai dicendo, ok, Ecco, ok, visto che quindi, sono una persona arrogante di solito, quindi se no? noti la possibilità che, cioè, l'alfiere sta Ah, bene qui, in nessun'altra sì, posizione, qui non sta bene, qui non può andare, qui non può andare. Quindi quella è ok. l'unica casella dove può stare. Se vedi Quella proprio che davanti alla questo ti reggia. rompe le balle, H3. Ok, è un Ok. indebolimento dell'arrocco, Mm, ma siamo in una posizione talmente iper mm, tranquilla che mal che vada ti faccio vedere questa manovra per consolidare questo indebolimento, perché abbiamo detto che un pedone sì. dell'arrocco si può spingere, due sono troppi, c'è la mossa Re H2 che quelli Ah, forti ok, fanno, cioè che riempiono il ok. buchino e rendono tutto più solido. Nonostante quello che hai detto prima, che il re è il peggior difensore che Sì, esista sulla sì, scacchiera. sì. Ok, Quindi è il modo per rimpiazzare questa debolezza che uno si è creato. ok. Ok. Ok, vediamo invece la partita com'è andata. Lui non ti gioca cavallo G4, quindi stai tranquillo. D4, Sì. secondo me è un po' prematura, perché dobbiamo Mm. ancora completare lo sviluppo. Che mosse mancano all'appello? Mm, le torri? Sì, No, cioè, diciamo, connettere le torri. esatto, quindi bisogna mettere la donna qui, qui o qui, o qui Ok. o qui. Tu dove metteresti la donna? Sul nero, proprio perché ho il centro sul bianco, quindi qui. Ok, ok, Però non lo farei adesso perché ho sempre paura di cavallo G4 e poi non posso neanche più arretrare l'alfiere. ok, Quindi prima certo. giocherei H3, Mm, poi giocherei donna D2 e a questo punto ok, ho le torri connesse. Quindi, esempio, H3. Facciamo mosse a caso del nero. sì. Donna D2, ho connesso le torri e sto giocando sul nero. E a questo punto, prima di fare questa, che se vai prima o poi va fatta, eh, magari prepararla in qualche modo, ma siamo sicuri che questa spinta sia la migliore? Perché secondo me in una struttura di questo tipo Mm. le spinte da cercare sono da altre Ah, parti, qui ok. o qui. Mm. Quindi E dovresti spostare il anche sì, cavallo. sì, e infatti Metteresti il cavallo in H2. quando tu hai messo il cavallo in F3 alle prime mosse, Sì. qui quasi quasi l'avrei messo subito in E2 per rendere più facile la spinta Mm, in F. mm, 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 Perché alla mm. fine questo tipo di struttura, quello che dicevamo prima, i pedoni più avanzati chiedono di essere affiancati. Così e così. Questo è come dovrebbe muoversi la struttura pedonale. Perché questo ormai l'hai già Mm, mosso di uno. Muoverlo di un altro tempo significa che hai perso un tempo quando lo potevi subito muovere di sì, 4, no? ok. Quindi il pedone D deve rimanere in D3 se vuoi giocare con questa struttura e le spinte avvengono su in F o in B4. Aspetta che andiamo avanti dove eravamo prima. Ok, quindi ti dicevo, immaginavo una cosa di questo tipo dove o decidi di giocare a questo punto oppure, come dicevi tu, magari cavallo H2 H2. Mm. e progettare un F4. Sì, secondo me è carina F4. Ti faccio vedere un'altra cosa che fanno quelli forti. Quelli forti quando spingono il pedone F, Mm, che è un'altra spinta che indebolisce l'arrocco perché rende questa mm, diagonale vulnerabile. certo. Ok, c'è l'alfiere, ma l'alfiere non sarà sempre qui. Quindi Mm, alcuni cosa fanno? Giocano prima Re H2 oppure nel caso di prima
il re, quello che Mhm. spostano il re per evitare che in futuro possa esserci uno scacco al re. Tu dici, vabbè, scacco al re lo sposti dopo il re, perché lo devo muovere prima? Mm. Siccome la scacchiera è imprevedibile, capiterà quel momento in cui ci avrai un cavallo sospeso in B4 e quando lui ti farà lo scacco si prenderà il tuo cavallo. Mm, mm, mm. Cioè, questo è quello che succede Certo. sempre. Perciò quelli forti che ormai Lo sanno che sanno, sanno ne hanno già, presi. tolgono il re ed evitano che gli possa arrivare in futuro uno scacco. Ok. Quindi, cioè, preparare, cioè, prima di fare un qualcosa, la preparazione. Ok, ho connesso le torri, ho messo le torri a supporto dei pedoni che voglio spingere? Sì. Ho messo il re che non si può prendere scacchi? Sì. Allora inizio l'attacco. Mm. Tanto non c'è Ok, fretta per attaccare. L'importante è che hai tutto l'esercito ottimizzato prima di attaccare. ok. Ok, torniamo alla partita originale. Ok, spinta in D4. Ok, ancora una volta avrei sempre connesso le torri, continuato lo sviluppo. D5 prendi spazio, vediamo cosa gioca lui. Ok, non prende una Sì, posizione. qua non abbiamo mangiato mai, praticamente. Era Bello, bello, una mi partita piace. a dieta. Mi piace, bravo che non hai mangiato tu, perché questo Mm, pedone è il tuo pedone più avanzato e il più forte. Nel momento in cui tu mangi, mm, oddio, è vero che lui si fa il pedone arretrato, eh? Questo è arretratissimo. E qui ci puoi mettere anche un mega cavallo, però non puoi metterlo mm. subito, altrimenti perdi questo. Però sto rivalutando, anche carina questa. Però mi piace che non l'hai fatto, mi piace tantissimo questa manovra che c'è in mente. Mm, Ovviamente togliendo il cavallo puoi anche fare la famosa spinta F4 che parlavamo. mm. Ok. Ah, oh, finalmente la fa lui questa. Ah, però c'era... però... ok, Finalmente. finalmente. Ok, ok, adesso col pezzo in più. No, ti prego, questa poi l'avevi detto che l'avevi persa. Voglio vedere cosa è Questa l'ho successo. persa, non so che ho fatto. No, ti prego. Sì. Bellissima. Dai, qui stai troppo bene. Pensa quanto sono bravo a perdere le Qui secondo me partite. un sacrificino di pezzi per due L'avresti pedoni della fatto. Rocco. Col più 3 sì, col più 3 sì. Se fossi in stato di Mm, parità non l'avrei fatto manco morto. ok. Ma col più 3 quasi quasi queste cose mi piacciono. Però gioca solido. Anzi, questa è ancora più bella. Questa è ancora più bella. Pensa che ho fatto. Pensa come che l'ho Cazzarola, come hai persa. fatto? Non Ok. lo so come fa. Ok. Ah, ecco cosa succede. Allora, Hai visto la cazzata? sì, questo è un pezzo sospeso perché non è Eh, protetto da pedoni. Quindi vuol Mi dire sa che è che ci vivo. rimango così per un po' di tempo. Ok, perché è vivo solo perché c'è questo cavallo che lo tiene in vita. Mi sa che lui infatti mo mi va a rompere le scatole Esatto, metti che in col... futuro, ok, adesso per fortuna non lo può fare perché su questa mangi qui scacco e sei vivo. Però Mm, se non ci fosse questa situazione, su G6 tu perdi un cavallo perché sposti questo e quindi cade mm, anche l'altro. Quindi sì, quando sei con un pezzo sospeso, su mm. questa probabilmente L'avresti avrei rimesso a giocato, sì, posto. al costo anche Ok. poi di perdere un pedone, perché dopo questa perdo un Mm, pedone. Però mi fa troppo paura avere un pezzo così avanzato e sospeso mm. che magari... Ti sto Ok. parlando in modo umano, poi magari No, devo no, vedere il no, no. computer, la mossa migliore è quella che hai fatto tu, però in modo umano il cavalluccio lì sospeso mi fa molta paura. Ok, qui giochi B3, lui va avanti così con re. Tanto Esatto, io. è andato avanti così con re perché vuole giocare G6 e Mm. quindi evitare che No, tu vedi, possa... Borbone, io non lo No. vedo. Ok, qui ti fa il doppio attacco, qui no, in realtà... No, in realtà sei salvo, è salvo, è tutto salvo. Tutti sono protetti da pedoni. Cioè, qui sei da Dio. Dai da Invece, Dio. Ti dà vedi, anche vedi un che... pezzo. Qui c'hai la colonna semiaperta, quindi puoi puntare su questa debolezza, che è un pedone arretrato. Ecco, qui il piano, secondo me, è Mm. raddoppio sulla colonna A. Ah, vedi, il raddoppio non ci penso Sì, mai. sì. Tra Mm. l'altro lui non ha alfiere Campochiaro, quindi è debole sulle case chiare e gli andrei proprio a piazzare la torre, a tapparlo qui in A6. Mm. Chiaro, si può raddoppiare anche con torre in A2, ma torre A6 secondo me Mm. ha quel non so che di infamità. Ok, H5 lui ti gioca invece, H5, ti gioca il dov'era? pedone qui Ah, sì, sì. Mm. e qui giochi così, ok, per attaccare la regina, Sì. anche se il tuo alfiere è sospeso in realtà, quindi...
E un Mm. attacco, non attacco. Ok, il cavallo sotto. Ok, ok, infatti. È sospeso E lì, l'alfiere. Mm. infatti, se la mangia? Sì, Sì, se infatti lo donna mangia. mangia. Qui hai perso il vantaggio, sì. Eh. Sì, occhio che appunto Forse sì, è... avrei dovuto mangiare l'alfiere almeno, Sì, no? sì, sì, Diciamo. almeno se lui mangiava qui, comunque avevate un pezzo a testa. E se lui ti Mm, mangiava il cavallo, e se lui ti mangiava il cavallo, questo era salvo. Sì. mm, Però occhio ai pezzi sospesi, perché questo quando l'hai messo qui è mm. sospeso. Quindi non è un Sì. attacco, perché è Mm, mangiabile anche lui, capito? certo. Quindi se lo volevi prima fare, prepara Mm. e poi... E E come poi se faccio a questi... prepararlo? Perché lui era lì, l'alfiere era lì. Ok, poi metti il Regi 2 la Ah, prossima dici? mossa. Mm. Ehm, e Sì, cosa prima volevo di... dirti? L'idea è bella, l'idea della scoperta, no? Mm. Ma io dico, Però è fatta male. scoprire per scoprire lo schiantavi qui. Cioè, a parte che non Ok. funziona perché questo è sempre impresa, però in Mm, genere, quando fai queste scoperte, metti caso che l'alfiere era coperto dal tuo re, io mm, l'avrei scoperto schiantandolo qui. Almeno ti porti a mm, casa un pedone, no? Perché certo. qui non prendi nulla di suo. Va No, bene. anzi, mi faccio mangiare, mi faccio pure magari un pedone passato. Ok, G6, abbiamo detto. Ok, qui ti riprende l'alfiere. Occhio che c'è sotto il cavallo. Ok, ti sei reso conto. Qui comincia un po' a schiacciarmi. Qua mi Cavallo. minaccia un matto. Ok, l'unica. Cambio donne, no? Ok. Eh, Ok, beh, penso che comunque è un ottimo gioco. La fregatura è che adesso c'è questo pedone sì. debole, che Infatti non mi sa può che a un essere più certo punto lo difeso del tuo. difendo con una torre, Ok, ok. però essendo di campo E infatti va scuro. proprio così. Allora, Eh, analisi della struttura. Lui qui c'è una super sì, debolezza. sì. Pedone arretrato che non può Ah, spingerlo. che non vedo praticamente perché me lo sarei potuto Ok. mangiare. E qui purtroppo questo pedone Io c'ho, arretrato qui è e c'è debole. Questo doppiato è debole. sì, Ora, e ce n'è anche uno mezzo doppiato sulla colonna B, però hai visto che ho messi come hai detto tu? Eh? sì, no, infatti non sono un problema, così sono belli, così Mm, sono belli. Ora, diciamo, quello che succede quasi sempre, e questo fa parte dell'essere umano, è cercare di non perdere neanche un pedone. Quindi mm, probabilmente, adesso non so che mosse hai giocato, però mi immagino magari un torre sì, 1, mi sa torre che ho fatto un F3. torneo. Mm, Il problema qual è? Che se giochi torre 1, la tua torre, poverina, difende sto pedone mm, mentre lui te lo attacca con un alfiere. Quindi tu con un mhm, pezzo più forte ce l'hai immobilizzato e lui ti attacca con un pezzo più debole. Se vedi proprio mm, che questo attacco ti fa giocare in modo passivo, perché purtroppo questa mm, è una giocata passiva, piuttosto regalaglielo quel pedone, tanto cioè, è un cacchio di sì, pedone doppiato, glielo regali e provi a trovare delle attività. Che ne so, se ti rendi conto che sparo, mhm, che regalandogli questo pedone ti si apre la casella F6, la tua torre può andare nelle retrovie, mhm, secondo me può essere un buon compromesso. Ti hai mm, regalato un pedone, ma la tua torre è riuscita ad andare in F6, cosa che prima non poteva perché c'era l'alfiere che certo. copriva F6. Quindi, piuttosto Infatti, che giocare buona idea. passivo, prova Mm, anche a regalargli il pedone perché purtroppo c'è la passività e è il male di questo gioco. ok. Ok. Giochi Torre F3 che invece è più carina di Torre 1. Torre F3 perché Mm. Torre F3 permette sempre un'idea di raddoppio. Che io non ho mai avuto, probabilmente. Ok. Occhio che c'era sempre anche questa. Sì, Mm-mm. ma anche mangiare quel pedone sempre col cavallo in E, che, Sì. Ah, che non, questa secondo me perché è a doppio taglio potevo fare uno perché scacco. gli liberi l'alfiere. Ah, Cioè lui c'ha sta alfiere che è tappato dai suoi stessi pedoni, che sono tutti sul nero. sì, Secondo me questo era più carino, perché comunque sì, no, è chiaro. qui lo liberi, gli fa un favore secondo me. Mm, Però è anche vero che su questo va bene, va bene. Torre F3, lui spinge questo pedone arretrato di 2, dimmi che gli fai la presa al varco. no, mi sa che Gliel'è sì, fatta. no, sì, Ok, c'hai sì. un pedone passato, eh. Eh, Questo si chiama regina. Cioè, mm. questo qui è regina, Invece anche no, perché... io sono negato, infatti mi sa che ho persa così questa partita, perché non Allora, riesco a pedone promuovere. passato,
spingi. Anch'io ero molto reticente, ma cioè l'unico tuo piano è spingo, spingo, Spingi. spingo, 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 spingo. Ok, non si può più spingere. Trovo il modo di spingere. Spingo. Eh, Ok, guarda, quindi a io sono maggior ragione, negato. sì, pedone passato, spingi, non ci sono altri piani, cioè è l'unico Eh, quello. A maggior ragione che su A7 è anche difeso dal cavallo, no? sì, sì, non Vediamo cosa so. succede. Eh, Vabbè, questo è il pedone gratis. No, ti prego, non puoi aver perso questo, ti prego. eh, non so come ho fatto. Ok, ti attacca la torre. Ora, ok, ok, probabilmente gli avrei dato del controgioco in qualche modo. Ora, da fiffone quale sono io, ti dico la prima che mi viene in mente è, Mm, ah, se vado qui dietro ad attaccargli il pedone, ma sì, no, questa si vince anche così, secondo me, però questa mm, si vince sicuro così, però magari gli mm. do la colonna F, mi fa qualche controgioco, io col più 3 qui magari mi ritirerei anche a casa, Ok, e buonanotte a tutti, ma secondo me questa vince al 200%. ok. Bravissimo, bravissimo. Ho fatto quella, Hai vedi? fatto questa. E l'ho persa comunque. Cazzarola. Ok. Ok, vediamo come si vince questo finale che hai vinto. Tra l'altro, c'hai tutti i pedoni sul bianco e non te li può attaccare. Non ha pedoni da spingere perché sono bloccati. Questi due non servono a niente perché vanno a Mm. scontrarsi con questi due. Ok, qui cerca un po' di controgioco. Vediamo se per caso gli hai lasciato controgioco. Qui, Mi sa che ho spostato la torre là, no? Cioè io qui sposto. Mi sa. è buono, così chiedi un altro cambio. Tra l'altro c'hai più 3. Chiedi un cambio e non gli dai controgioco. Ah, Mm, ecco allora dove è nato il suo controgioco. mm. Ok, ok, hai preso questo pedone. Sì, perché volevo mangiargli la torre. Arca vacca. Ok, Eh. ok. Sì, gli hai dato la possibilità. L'unico suo controgioco era di, come ti dicevo, no? Dato che io sono un fifone, Mm, magari non gli avrei dato la colonna F perché mm, era la sua unica cosa per entrare a darmi fastidio, no? Da fifone quale mm. sono, Sì, magari sì, gli avrei lasciato anche questo. Ho detto, ciao, me ne torno qui e vediamo come la vince sì. questa partita. Però questa è la mossa Ok. migliore. Cioè, attiviamo il motore. Invece sai qual era la. Sì. Sai qual era l'idea? Perché quel cavallo stava ostruendo la torre e la mia idea era quella di fare mandargli a Ah, mangiare il pedone G con la ok, torre. ma Cioè io mi il volevo. tuo piano è questo, via Lo so, pedoni, via. sì. Qui, a questo punto, ok, avrei giocato questa per cambiare le Mm, torri e qui che fa? O la cambia, non è che c'è tanto. mm, Ah, sul cambio però forse ti può dare scacco mm, e niente, scacco, perché io vengo qui, se mi dai scacco con la torre perdi l'alfiere. mm, Quindi che ne so, devi spostare l'alfiere e progetta qualche scacco. E comunque un minimo di iniziativa gliela dai, ma qui sì, cioè, sei troppo più forte tu con questa minaccia che lui con qualsiasi altra minaccia qui. Cioè, mm, so, così sono finiti gli scacchi. sì. So- Deve tornare indietro per difendere qui e qui questa vince. mm, Quindi mannaggia. sì, non hai sfruttato il pedone passato che era il tuo asso nella Mm, manica. Ok? Quindi quando vedi un pedone. Perché poi psicologicamente. Adesso ti ruoto la scacchiera. Dimmi se non te mm. la fai sotto. Aspetta, che abbiamo ruotato la scacchiera, non sapevo neanche più come ci chiamiamo. Anche a me da questo effetto un po' di. C'è questo. Immaginati di essere il nero, no? Che tu stai giocando Sì, col nero così. sì, Cazzarola, questo fa paurissima. sì, Questo fa sì, paurissima. sì, Solo che sì. noi la sottovalutiamo, girando la scacchiera, cioè, però guardalo Mm, dalla parte del nero che poverino, mm, c'ha mm, la torre che non gli fa salire il re, mm. e questo qui che. Sì, madonna mia, come ho fatto a perdere sta partita, Ok, veramente. vedi, cioè già solo sistemando queste cosine qui e non perdendo le partite vinte, che sono le più facili da perdere, e vedrai che migliorerai tantissimissimissimo. Questa l'hai Boh. dominata, questa partita, eh? L'hai dominata. Poi Veramente, totalmente. ancora più, ti viene ancora più nervoso poi di perderle. Vabbè, Beh, bella, mi è piaciuta comunque. Bella. Vogliamo provare a fare una partita live? Hai vai, con voglia? piacere, Allora, non vedo l'ora. ti faccio condividere lo schermo. Eccola, Eccolo! eccolo qui. Ah, Aliekin. adesso proviamo Liekin. Attenzione, attenzione.
Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Va che non Vediamo. spinge, va che non spinge. Sicuro non spinge. E ora già non mi ricordo che cosa devo fare se non spinge. Devi sempre Aspetta. attaccare il centro, sempre. Sempre attaccare il centro, quindi così. Esatto, di due, di due. Ok. Di due, Vai, attaccami il cavallo, attaccami il cavallo. Però vedi che vanno in crisi, cioè se tu giochi a 5 o qualsiasi altra cosa, loro sanno cosa fare, su questa vanno in crisi. Veramente si è addormentato, sono le 11 di sera, questo dove vive? In Perù, no? In Perù sono le 4 del Hai mattino. visto? Hai visto? Vai, Attacchiamoli questo. qui o ti cattura o spinge, abbiamo detto. Se ti cattura ti lascio giocare tranquillo perché è finita la teoria. E se spinge invece il cavallo lo ritiriamo Allora, dove? se spinge qua, il cavallo qua. Esatto, esatto. Ok, è entrato in crisi, sta nel panico. Che tengo che hacer? Che tengo che hacer? Stava dicendo il nostro amico Lord Trianadon. Intanto abbiamo un Eh, minuto di vantaggio che a 10 minuti più 5 male non fa. mi dovrei prendere una pillolina per calmare. A me il tempo mi mette un'angoscia Beh, beh. terrificante. Allora, quindi se fa quelle due mosse lì, quindi se ti cattura il pedone, subito cavallo così non Se perdiamo mi tempo. cattura questo, questo, E se ti spinge, questo, subito ritira, questo. così andiamo Se lui spinto. mi fa così, noi andiamo proprio diretti qua. E poi dopo lui immagino che farà Ma dici che questo. sta interrogando un motore, Perché, perché un minuto e mezzo, Ah, se no... Dici che... Aspetta, vediamo... eccolo! Ecco. Dai. No, dai, no, dai, non bisogna pensare male. Eccola! Guarda, la sta facendo. Allora, ti ricordi cosa si Allora, faceva adesso? allora, questa. Bravissimo, bisogna sempre attaccare il centro. Ah, Attacchiamo dimmi il che centro. ti mangia il pedone, c'hai il cavallo più. Se ti mangia il pedone... Questo. No, ti devi mangiare in teoria quello D5 col cavallo ti devi mangiare. Ah, mi devi mangiare questo. Sì, che quella, cioè, è Per- sbagliata in realtà, ma sembra quella più giusta. No, invece. Ecco, quindi lui non me Allora, lo fa a questo. questo Ora che... punto, Eh, guarda bene, non l'abbiamo vista allora, questa situazione, questa. però guarda Gli, bene, eh. Tanto lui c'ha un gli pedone posso... in più, quindi questo è fondamentale da ricordarselo, perché al momento c'è un pedone in più, ci abbiamo il pedone D5 in presa. Ok, questa non l'abbiamo vista. Non l'abbiamo vista, ok, ti do un aiutino perché se si gioca male finisce allo scatafascio. Finisce in disastro e noi, le Allora, nostre puntate saranno ancora di qui più. ovviamente Eh, prendere il pedone 5 fa molto gola. Il problema è che noi prendiamo il pedone 5 e lui ci eh, prende il pedone di 5, quindi è sempre in vantaggio di un pedone. Allora qui si sì, gioca pedone e 6, pedone e 6, consolidando ok, la struttura ok, e tu dici, siamo sempre un pedone in meno in questo modo. Sì, sì, però il pedone C5 o il quello pedone E5 C5. Ah, cadranno alla prossima, perché tu ok, comunque col cavallo stai attaccando due pedoni. Cioè, lui c'ha due ok, scusa, pedoni io sopra. invado perché vedevo la cosa Vai scorrere. tranquillo. Ok, Cioè, lui c'ha quindi, due pedoni in presa. ok, lui Quindi ce uno n'ha dei due, due, sì, uno e due. esatto, che tra l'altro uno dei due lo puoi prendere anche con l'alfiere e sviluppi anche un altro pezzo, per dire, Ah, no? giusto, 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 Quindi esatto. l'importante è che non perdavamo quel pedone Ma di quindi, 5. quindi è finita la teoria adesso, praticamente. Praticamente sì. Ok, Ok, senti, adesso io mi te la lascio sviluppo in mano a te. questo. Ora la puoi giocare molto bene. Struttura Ok, solida, sanissima. lui c'ha questo sospeso Sì, quindi e potrebbero ora io rimettere le arroccherei, monete. diciamo, questa mi Sì, sembra la cosa l'idea mi piace. da fare. E poi c'è anche questa che non è male comunque, perché Sì, no, no, non sono male, gli posso... però Però la facciamo farei prima fra le un mosse po'. standard, facciamo tutte quelle Sì. che vanno fatte, Allora, questo qua, così gli posso attaccare questo doppiamente. per esempio. Anche... Allora, lui che ha fatto? Questa qua mi vuole dare fastidio qui, non è sospeso. Io gli farei questo adesso. Ok, buono, buono, doppio attacco sul pedone centrale, che probabilmente lo difenderà come? Ma probabilmente lo difenderà
così, oppure semplicemente così, mi sembra più Esatto, più... logico. Ah, ok, No, che ha niente. fatto questa cosa? Ha Che fatto ha la donna lì, fatto? vediamo se hai capito cosa ha in mente con donna lì e se l'ha mosso giusto o Allora, sbagliato. Dimmi tutto quello che è. che cosa è? Allora, lui probabilmente vorrà fare Sì, l'arrocco lungo per sì, spostare questa esatto, cosa. esatto. Mi ha messo la donna qui. Va bene, io ho un doppio cavallo qua, io me lo prenderei questo. Che dici? Li faccio Prova a calcolare perdere. velocemente. Faccio uno, lui mangia, io li rimangio e non vedo pezzi in presa. Che dici? Io lo farei, anche perché così mi libero questo. Ok. Oppure fare un arrocco per giocare più tranquillo. Sono 8 minuti. Se non lo faccio, tanto non può difenderlo meglio. Vabbè, senti. Sì, sì, andava preso, se no dopo non lo prendevi più. Quel pedone centrale era un po' una spina nel fianco, quindi andava preso, andava preso. Adesso c'è il pedone in più, eh? Quindi con pedone in più si gioca solidi. Adesso c'è E il ora doppio gli sto attacco attaccando su questo qua. regina alfiere. Ecco, ora che farò? Ora sposta la regina. O sposta l'alfiere e ti dà scacco, per esempio. Mi dà scacco. Ah, qua dici, buona, non l'avevo vista. Vabbè, nel caso io gli rispondo così. Ok, ok, ok. Ok, ha spostato la No. regina. Ok, qual è la sua idea? Bravo che ti domandi sempre. La sua idea è che questo non è difeso. Però io ti vado a mangiare questo, amico mio. Quale altra idea può avere con questo? Ah, attaccare questo pedone Giusto? qua. Attacco doppio su cavallo e pedone. Ok. Mm, mm, Prova sempre la mossa più forte. questa. Mi sembra che sia questa qua. La mossa più forte è quella di togliere dall'attacco uno e difendere l'altro, così se viene lui mi mangia, io ovviamente non mi mangerà. Ah, però aspetta, c'è un alfiere qui, quindi io potrei fare così, lui fa così, ma poi non penso che si viene a mangiare questo, però mi ha indebolito l'arrocco. Mm. Scacco questo, quindi non può Buona, muoversi. buona, questa era la migliore. Scacco. E ti sei preso l'alfiere. Questa era buona. Cosa fa? Ok. Ottimo che ha roccato. Occhio, ti dico sempre che c'hai un alfiere Sì, sospeso. Occhio che in futuro possono succedere cose sì, sì, sì. spiacevoli. Ora lo vado a sostenere un attimo questo alfiere. E guarda che se io tiro fuori questo, Mhm. Mm. questa potrebbe non essere così male. Ora, Ah, no, la no, non è male. questione è, lo difendo prima, lo sostengo prima, poi semplicemente lo arretro. Ah, se c'è un attacco, ok. Mi ha fatto questo. Però adesso mi si libera. Ah, guarda, questo ha fatto una cavolata perché io adesso posso prendere questo, scacco e mi mangio questo. Troppo rischioso? Prova Vabbè, a lo lottare. giochiamo, dai. Ok, se ti Ah, spinge il lui pedone, scende così, lui sì, scende così, sì, qui diciamo abbiamo perso un scende tempo su così. questo. Sì, vabbè, ci ho provato. Quindi io la metto qua. Mm, Ok, va bene, va bene. Ok, devo sistemare questo. facciamo giocare tutti i pezzi, altrimenti è come se giochiamo Sì, con due torri in meno e con un alfiere in meno. Tutti i pezzi. certo. A Rocco Lungo se Aia, l'aspettava lui. ok. Sì, però ora è particolarmente forte questo qua. Io forse sai che ti direi, tipo una cosa tipo così, pazza, lui mi mangia, io lo mangio e no, perdo l'alfiere. Sì. Ok, devo difendere questo pedone qui, quindi, ma tre Quale pedone? attacchi? No, no, aspetta, aspetta, questo è un errore di calcolo che ho fatto anche l'altra volta. Un pedone Ah, difeso da pedone è sì, inattaccabile. è Cioè lui può avere anche inattaccabile. 40.000 attacchi di pezzi di sopra, Ok, ma un pedone difeso da ok. un pedone...
Ok, Occhio, senti, occhio a allora questo. Sì, sposto questo qua. è vero che ha tre attaccanti, però c'ha tre pezzi di valore. Cavallo, Sì, donna e torre. Tu hai certo, due pedoni, sì. poi il sacrificio per carità ci può sempre essere, però è un sacrificio quello, eh. Mm. Ok, ha fatto questa cosa qua. Ehm, io farei questo, oppure questo. Ah, mm. Ok, allora, forse... Allora, che vuole fare? Ah, questo, vabbè, questo, mi vuole fare questo. Ok, sì, ti vuole dare Ehm, matto. mi sembra un po' prematuro. Quindi, per esempio, attaccando questo, poi prima però salire il re. Sì, non sarebbe male. Oppure Eh, prima lo scacci e però ho poi paura che scegli. poi mi mette, però Mm. non c'ha. Ok, che sta facendo questo qui? Mi sta venendo a rompere le scatole con. Senti, devo togliere questo cavallo da qua. Devo togliergli questo cavallo da qua. E senti, se proponessi uno scambio di regine, io ho un pedone in più. Oh, sì, potrei provare a fare questa cosa. Che dici? Vai, Se c'è in proviamo. scambio siamo felici, ma dubito. Ah, che accetti, no? Però magari accetta, eh. E con quale pedone cattureresti nel caso? Vai con questo. Non indebolirei l'arrocco, anche se so che i pedoni al centro sono più forti, però qui c'è un pedone al rocco. Forse questa è una cosa da rivedere dopo. Ecco, non me l'ha accettato lo scambio, però io te lo mando. Buono, dai, così ti sei tolto un po' un mezzo pensiero, te lo sei tolto. Ok, quindi lui adesso verrà qui ad attaccarmi e io gli mangerò questo con questo, però Sì, attenzione perché sì, si c'è questa, libera la colonna H, sì. mi si libera la colonna H, quindi forse la cosa più intelligente sarebbe mangiare con questo, così a me si libera una colonna e lui appena muove. Guarda, poi c'ho anche questo qua, no, dove sta? No, c'ho questo qua, sarebbe bello fare tipo così e così. Ecco, lui intanto si è mangiato, che si è mangiato? La cosa, ok. Allora, mo devo fare qualcosa, devo fare qualcosa. Eh, ti vengo a rompere le scatole col cavallo. Mm, questa sento che è una cavolata. Senti puzza di bruciato. Sento puzza di bruciare, ma forte. Ok, togli il Anche, cavallo. guarda, una cosa che avrei potuto fare era questa, che è difeso sì da questo e poi però mi liberavo questo. Anche se ti chiudi l'alfiere nero, cioè c'è i pro e i Mm, suoi contro, no? Però mm, sì, dipende mm, poi uno come vuole giocare, giustamente. Oppure devo muovere questa qua sulla colonna semilibera, semiaperta. Anche un'altra mossa, però, cioè, tipo, quando spingi l'alfiere nella parte avversaria, vai un po' così Beh, in un quel po' caso il pedone è all'avventura. anche difeso, il pedone G3 è difeso dalla sua torre, quindi ok. Ok, lui quindi si è spostato da qua. Mm. 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 No, questo è impresa. Questo poi devo far salire questo re. Giusto, bravo. Giusto. Quindi il re che copre un po' gli spazi è un po' una costante, no? Ok.
Ok. Ci abbiamo un po' di pedoncini deboli, ma non essendoci la regina, non credo sia mortale, mortale. Allora, perché è andato di là? Perché mi vuole doppiare i pedoni. E mi vuole andare a fare questo e quindi attaccare questo qui due volte, ma io adesso te lo inchiodo così, Bravo scusami. che l'hai vista subito. Bravissimo. Ecco qua. Bravissimo. Quindi ora gli faccio saltare la torre. Ok, non cantiamo comunque vittoria perché ho due cavalli e due cavalli sono Mm, due rompiballe totali, quindi occhio a cosa mm, fanno mm, quei due mm, mm. cavalli. Certo. Anche perché stai dando via l'alfiere Camposcuro, che era il tuo alfiere più forte. No, lui però mi vuole venire a fare un... Vabbè, io intanto ti faccio questo. Uno Tacco. scacco, ok. Poi Quindi lui ricordati ora che sotto la... mangia e allora lui adesso mi viene a rompere le scatole con questo cavallo qua. Questo cavallo qua che mi sta minacciando lui, che io adesso devo spostare da qualche parte, ma non so dove perché lo aspetto qua, interrompo il collegamento con le due torri e tutte queste sono prese. Devo tornare qua. Oppure ti propongo uno scambio, io ti mangio qua, io ti mangio, eh no, perché dopo mi mangi la torre. Vabbè, andiamo di qua perché abbiamo poi questa linea qua che è un po' più aperta. Mm. Se ti proponessi uno scambio, lui che vuole fare qua? Vuole andare qua ad attaccarmi il pedone arretrato, l'ho difeso, però come faccio? Quanto tempo so? Ok. Devo togliere sto pedone da qua. Eh, ora lui viene qua perché Sì, mi va ad attaccare questo. sì. Lo so, però come faccio a difenderlo? Potrei difenderlo così, però ancora una volta che faccio? Blocco una torre per difendere un pedone arretrato? In questo caso però lui se fa questa e se fa questa poi mi dà anche scacco a questo e quindi io non ti consento di fare questa cosa perché va bene tutto, però no, quindi io ti faccio così. Quindi adesso che fa? Ora muoverà uno di questi qua. No, ecco là un'altra volta. Ma guarda a te questo. Mm. Eh. Ok, ok. Ma ecco, vedi come perdo le partite. Ok, ok, non ti preoccupare, abbiamo anche poco tempo purtroppo. Ok, ha 3 punti in più. Lui mi mangia uno da 5, io ne mangio uno da 3. Si paga. Quindi ti faccio così. Però boh, mi sembra un po' una cavolata. Mm. Bella come soluzione che hai trovato, eh? Secondo me comunque gli hai tolto un cavallo. I due cavalli erano troppo forti, secondo me. Guarda questa qua. Grazie. Bella. Fortuna non ha scacchi. O forse c'ha un no, non ce l'ha. No, sto vedendo una cosa, ma non ce l'ha. Sto vedendo cavallo C7 che attacca a sua volta la tua torre. Cavallo C7 che attacca la torre, sì. Però
Però mi mangio la torre, facciamo uno scambio di torri, siamo in pari punteggio. Sì, è il fatto che poi puoi tornare Eh, indietro anche col tulfiere e gli mangi il cavallo che ha mangiato sì, la tua. infatti, tra Sì, no, l'altro. no, non ha pezzi, non ha modi. Bella, è stata Mm, molto, cioè, molto interessante questa trovata che hai avuto, del mangiarmi anche la... per cercare di giocare attivamente, perché altrimenti stavi sempre lì a scappare dai suoi scacchi, dei cavalli. Che farà adesso, secondo te? Mi No, regala il cavallo? Secondo me mi attacca questo pedone. non lo so, questo è brutto. Oppure va a difendere il cavallo, semplicemente però io gli faccio là un Sì, passo. sì. E poi, che altro potrebbe fare? Niente, No, non ce che n'è. deve fare? Che deve Poi fare? presumo cercherai di giocare sul tempo, no? Perché comunque adesso questo giocherà fino alla fine. Quindi Mm. è vero che avremo il pezzo in più, però dovremo essere, presumo, anche Sì, veloci. poi dovrò essere attivo con sta torre e con sto re per fare un po' Sì, piazza pulita, magari andare a cercare un modo di fare tipo così, sì, no? sì. Boh, tipo, ecco, in questi casi, ma tipo tu questo lo metti dietro e spingi il pedone come un No, perché forsennato, non è piuttosto... passato. Non è Ah, passato perché non perché è lui ha il pedone passato. C, che a un certo punto tu Sì, spingi e quello C te lo mangia. Se fosse stato sì. passato, l'avrei pensata, eh. Ok, quindi in questa fase è la finale, quindi io devo È il entrare finale, con devi, il devi re, creare, devi creare un pedone passato, quindi devo creare devi... un pedone passato. Oh, Ok, mi stai regalando il re, mi stai regalando questo. Io me lo ok, prendo perché lui adesso che fa? Si mette qua? entra in settima, ti dà scacco. No, No. niente. Ok, allora adesso non devo sbagliare. Quindi, mm, eh, Ok, ti ricordi che la ok, partita di prima mm, l'avevi persa perché avevi dato controgioco al tuo avversario? Togligli il controgioco. sì, Qual è l'unico quindi modo che lui c'ha per romperti le balle? L'unico. entrare con questa qui qua. Oh, impediscilo. Alzando il re? O Sì, abbassandolo o piuttosto. spostando anche di lato. L'importante è che non lo fai entrare Di lì, no? lato... Ah, certo, di lato qua. Cioè, non dai, cioè, se l'unica cosa che ti può rompere le scatole, poi non Certo, sarebbe successo nulla, perché non sarebbe successo nulla, però togligli ok. quel mini vizio che c'ha. Ok, lui mi sta venendo a fare questa cosa qua. Quindi lui ora si mangia questo pedone. Io gli vengo a rompere le scatole con questo. Esatto, togligli il controgioco. L'unica colonna aperta era la colonna E, adesso proponi il cambio delle torri, che lui dovrà rifiutare, perché lui, quel Certo, è giocatore con meno l'unica... pezzi, deve rifiutare. Poi se ti cambia siamo contenti. Sì. Il problema è che se rifiuta dove va? Sulla colonna H, esatto. Però guarda, lui mi sta regalando... Ah, lui si sta... allora, aspetta, calma, perché io posso fare... O gli scambi, o vado qua, lui mangia, oppure io vado qua... Sì, questo è scacco, aspetta, fammi fare un attimo sta Ok, io cosa. sono sempre per l'idea di non dargli controgioco, eh. Però ormai hai scelto la... Ah, ok, 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 puoi anche farlo adesso, sì. ok. Sì, non dargli, cioè non farlo entrare, cioè non dargli Sì, possibilità che ti può venire a darti scacco, a rompere le balle. ok. Mm, Hai tutto tenuto, hai la torre tenuta, gioca semplice. Adesso, mm, aiuto, non c'ho tempo. Allora, aspetta, calma. tranquilli, fai Eh, mosse inutili, perdi tempo. È lui che deve dimostrare che deve sopravvivere. ok, Fai mosse tranquille, hai tutto tenuto. Hai il ok, controllo dell'unica colonna aperta. Gioca tranquillo, gioca tranquillo, ok. Però aspetta, lui così mi può gioca mangiare la tranquillo. torre. Mm, 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 mm. No, aspetta, che sto facendo? Aspetta un attimo. Lui mi sta facendo questo. Io non posso fare questo perché sennò mi mangio questo, quindi io Tempo? faccio questo. Perdi l'alfiere? Perdo il fiere, ma come faccio E altrimenti? E toglievi c'ho anche un... l'alfiere. Toglievi l'alfiere. Oh. Ok, non capisco, aspetta. Che purtroppo c'è poco Eh, tempo.
sto perdendo tutti i pezzi adesso. Ecco Niente. come, ecco come perdo le partite. Volevi vedere un saggio di come perdere le partite, Carlo. Eccolo qui, l'hai avuto. Quindi lui mi mette questo qui, io glielo metto qui. E lui adesso mi verrà qui a fare qualcosa. Eh, Ok, qui ti chiedo di giocare comunque velocemente, che magari la possiamo vincere anche sul tempo. Gioca veloce che... Vai, vai veloce. La velocità più importante della precisione adesso. mm, Gioca veloce. Cerca di avere in mente sempre già la prossima mossa. sì, io vorrei mangiargli questo e fare passare sto pedone qua. Però, Guarda sempre cosa fa oh, anche lui. puttana, gli sto lasciando le torri, ma non se l'è presa. Toglila quella Ehm, povera torre, toglila da qualche parte, ok? Vai, pensa già alla prossima mossa, pensala già. sì, questo qua. Pensala già. Boh, ho perso la torre, vai. Ok, ora il tuo compito è di non farlo promuovere con quel pedone. Eh? Sì. Il Adesso tuo ora metto la compito... torre qua. Ok, occhio che il tuo compito è di tenerlo a Ah, bada. ce n'è un'altra di pedone più avanzato. Ok, il tuo compito è quello lì. Non farlo promuovere. Aspetta. Aspetta, come faccio? Perché lui fa una, due. Devo perdere la torre Mi sa di praticamente. sì, mi sa di sì. Vabbè, fa niente. Mettiamola qua. Ce n'è un Ah, altro. Ne puttana. è un altro, ne è un altro. C'ha 1000 vite. Ok, mi sa che è andata purtroppo. Vabbè, ha vinto, eh? Fanculo, visto? Vedi come perdo le partite? Ok, ok. Se vuoi abbandoniamo anche così, la rivediamo. Ok, allora, Ma anche in che questa cazzo? partita, anche in questa partita abbiamo visto come l'hai dominata e E poi, l'ho vabbè, qui persa. avevamo No, poco adesso ne voglio tempo. fare un'altra, Un mi po' di spiace. Se giustificazione, registriamo la prossima puntata. un po' di, diciamo, un po' di giustificazione dovuto dal tempo, no? Che comunque abbiamo mosso un Eh, po' di fretta e tutto, eccetera. Ok, dai, rivediamo questa partita, condivido io lo schermo. Rivediamo questa partita. Allora, vediamo che cosa è successo. Ok, qui la nostra mitica Liekin, versione studiata oggi, è andata proprio così. Qui ci aspettavamo questa mossa, che ahimè non è arrivata e quindi qui siamo un po' fuori. Allora, qui diciamo, magari ti veniva in mente di catturare qui, il problema è che è anche bello quel pedone centrale, ma dopo questa, come vedi qui in alto, mm, lui ha il più uno, perché si è preso già il pedone di prima, più questo, lui fa il c'è, più uno. c'è. Nella situazione che abbiamo giocato noi con E6, lui c'ha sempre il più uno, perché prima si è mangiato il pedone, ma qui c'è comunque un attacco doppio. Quindi, non so, tieni questo, ti cade questo, tieni questo, Mhm. ti cade questo, quindi bene o male te lo riprendi. Fiere F4, fiere C5, cavallo C6 molto buona, e qui lui ha sbagliato, io mi aspettavo un cavallo F3, invece donna F3, cade il pedone centrale, questo pedone era ovviamente il pezzo più forte che Mm, aveva il bianco, lo doveva certo. tenere, qui lui non vedeva l'ora di arroccare il prima possibile, e quindi qui stai da Dio, cioè questa per me è partita vinta. Qui, dopo questa che sei stato molto bravo a vederla, qui c'era questo scacco intermedio e arrocco. Boom. Cioè è solo un più uno, però c'hai la coppia di alfieri, è una struttura pedonale fantastica, devi solo capire come risolvere questo alfiere campochiaro che è bloccato. Mm, F4. Ah, qui già abbiamo avuto la prima perdita di tempo, no? Questo scacco che poi in c'è. realtà si è rivelato... Ok, va bene. Siamo arrivati a questo punto dove secondo me abbiamo qui iniziato già a perdere un pochettino di controllo della situazione, perché ovviamente volevamo capire come sviluppare questo, quindi hai giocato al fiere di 7, probabilmente buona,
Però alfiere di 7 è un alfiere sospeso su questa colonna che non lo so. Mm, Secondo me non gli mm, succede nulla, quell'alfiere lì, eh. mm. In più qui c'è Avrei un dovuto principio. alzare il pedone. Dimmi che principio si sta attivando qui, in questa posizione. Beh, il cavallo deve fare qualcosa, non lo so. Sì, nel senso che magari lui avrebbe dato un cavallo mettendolo in E4 e Come mi sono gli avrebbe arrocchi? opposti. E cosa si fa in arrocchi opposti? Si tirano i Boom, pedoni finito. contro. Questo era il tuo piano Oh, di gioco. ok, ok. Ok? Quindi arrocchi eterogenei, Mm, boom, quello. E infatti è ok. quello che ti fa lui far poco. Infatti, visto che a un certo Mm. punto lui si ti spara sui pedoni, e Sì. noi dove abbiamo sbagliato? Che abbiamo sparato sui nostri, no? Mm. Alla sparata Do- laterale corrisponde la nostra sparata laterale. Ok, Nel momento in cui tu cerchi di controbattere le sue sparate, è lì che perdi. Cioè, ok. questa è proprio esperienza di vita Mm. vissuta. Ok, Le quindi cicatrici. cicatrici veramente. Dice, ma cazzo, no, ma perdo sempre. Poi io cerco di difendere. No, devi contrattaccare di lì. Diventano partite Mm. sanguinarie. Quindi questo qui, magari anche di due. Anche Però di scusami, ah sì, due lo c'era l'alfiere. cattura e però mi apro contro il suo... Per dire, no? Sto provando a sparare per cercare di aprire. Oh, è interessante, no? Mm. E c'è dietro anche poi qualcosa di carino. Ok, torniamo a noi. B6. Ok, qui arriva l'attacco e qui la prima imprecisione. G6, qui l'ho giocata subito senza pensarci perché ovviamente H6 arrivava il matto. Però il problema di G6 è che lo aiuta, e infatti mi sembra che la sua prossima mossa è appunto H4, lo aiuta a creare il punto di contatto. Cioè più tu ti Mm. avvicini a Mm. lui, più è facile per lui trovare il punto di Ma come contatto. fai a parare questo? Con la regina? Cambio di Ah, don, yes. Così ah. non indebolisce la situazione, perché questa, e te la volevo far vedere nella posizione che ho saltato prima, ma non l'ho vista perché avevamo poco tempo, questa impedonatura è forte. Cioè questa è Mm. l'unica impedonatura che è accettata, anzi forse anche più forte di questi tre pedoni messi qui così. Ok. Perché qui non entra nulla, cioè qui si avvicina con un pedone, mangi. Sì, Cioè sì, sì, è sì, impenetrabile. sì. Questa struttura qui non aver paura di fartela sull'arrocco che è molto 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 forte. Si chiama impedonatura di G, in G. Sì, 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 sì. E l'importante, ecco, qui qualcuno, magari anche tu forse prima mi dicevi, forse con che avresti probabilmente catturato DF così liberavi, Sì, ah. non si fa perché così tu interrompi la catena pedonale. In che senso? Con H Sì, la catena pedonale è sempre questa. ok, Così crei due isole di pedoni, uno certo, e due. Quindi si cerca sempre di mantenere la catena ok, intatta. Quindi è sempre meglio cercare di tenere un'unica isola di pedoni piuttosto che due, ecco. ok. Quindi, diciamo, questa è stata un'imprecisione perché gli hai dato il là per avvicinarsi più facilmente al Eh. tuo re. Questa è buona, buona come idea di cambiare le donne. Cambi tu giustamente. E qui, questa mi fa sempre paura perché indebolisce un pochettino. Che Mm, cosa si poteva giocare se non questa? Boh, forse questa? Cercando sempre di alleggerire un po'. mm. Beh, io ho paura che lui mi mangiasse poi. Ma comunque qui è buona. Mm, C'è solo questa casa di avamposto fortissima che poi se non mi sbaglio se la mm, prende. Qui avrei giocato questa ancora. Per cambiare, per semplificare. mm. Ah beh, no, scusa, questa hai giocato tu è meglio. Decisamente meglio. Ok, adesso c'è sotto questo. Qui domanda da $1.000.000 dove togliere questo alfiere visto che non ha Eh, caselle. Alla fine è giocata qui. Ti voglio far notare una cosa. Questo è un altro principio molto carino che se te lo ricordi ti aiuta a giocare anche ai finali quando hai poco tempo, che devi fare mosse veloci, che non si capisce niente. L'alfiere messo a due caselle davanti al cavallo si mhm. dice che lo domina. Guarda qui. Ok. Il cavallo, che può saltare per andare avanti in queste caselle, è controllato dal tuo Ah, alfiere. Quindi ok. è sì la tua una mossa passiva di ritirata, ma allo stesso tempo immobilizzi il suo cavallo. Questa è la Mhm. dominazione dell'alfiere sul cavallo.
Ok. Quindi si riesce a vedere che il tuo alfiere riesce, ok, è una ritirata, scolleghi le torri che erano collegate, eccetera, però gli è bloccato quel cavallo che ti dà una noia, ma una Mhm. noia mortale. Si riesce a Ah. vedere, no? Che Sì, l'alfiere sì, tuo sì, non lo sì. fa muovere, perché il cavallo su caselle nere si muove solo su caselle bianche, tra l'altro, questa Mm. piccola Mhm. chicca. Quindi dal nero va solo sul bianco, Certo. quindi Se gliele ok. controlli. Esatto, quindi ok, non ti muovi tu, ma non si muove neanche lui. L'alfiere C8 invece qualche caselluccia ce l'ha. Mm. Qui ovviamente vede la manovra per attaccarti il pedone arretrato. E Sì. qui errore, secondo me, è aver tolto questo alfiere dal controllo del punto debole. Ok. Perché nel momento in cui fai così, qui ti sei ritrovato a dire mo, c'ho la torre. Tra l'altro Mm. c'erano due possibilità per muovere la torre. Qui aveva un pochettino più di mobilità, qui Mm. totalmente incastrata, e infatti poi con cavallo qui, o anche cavallo qui, ti Sì. costringe a togliere la torre. Invece qui diciamo avresti avuto un pochettino più di margine di Sì. manovra, andare avanti e indietro. Quindi questa è stata un È pochettino più stata un po' una rischiosa. cavolata. Mm. Mi è piaciuta questa idea mi è piaciuta. Qui hai trovato questa, è vincente. Bene, ora qui ti ho suggerito di non farlo entrare. Quindi, in Sì. che modo il tuo avversario può vincere la partita? Entrando nelle retrovie. Non fare Mm. entrare mai in settima attraverso il tuo avversario. Quindi sono permesso di suggerirti questa, che così tieni il controllo e Sì. lui con la torre non scende. Qui cambio mi è piaciuto, lui ovviamente lo evita. E qui, ok, lo scacco che hai fatto non mi è piaciuto, ti dico perché. Mm. Perché qui avrei giocato sempre cercando di non dargli iniziativa, quindi blocco. Mm. Mm. Cioè, Mm. hai tutto il tempo per vincere perché hai un più 3, no? Non avere fretta di vincere. Nel momento in Mm. cui fai questa, vai a mettere sì una torre sostenuta, ma sostenuta su un pedone che non vale niente. Che dopo Certo. questa c'è sotto sia la torre che l'alfiere e il pedone. Mm. 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 Se Certo. invece giochi tranquillo, dici ok, mi attacchi il pedone, te lo difendo. Poi ci pensiamo a Mm. tutto il resto. Occhio non voler far troppo. Qui per fortuna lui non cattura il pedone. E qui ovviamente tra scegliere di mangiargli questo e fargli mangiare questo, io giocherei solido in questo modo. Poi, ovvio che con questa magari c'è qualche possibilità in più, però giochiamo semplice. Mm. Va bene. Ecco, qui avevi un minuto, quindi presa al varco non si può fare perché perdi la torre. Mm. Come ci salviamo qui? Qual è la mossa giusta? Arretrare l'alfiere. Buon, salvo. La torre è salva, Sì. questo è salvo. Sì, là non ci ho pensato, là Vabbè, sono lì entrato c'era nel, l'ansia nel del panico di tempo e tutto. tempo. Sì, sì, sì. Sì. Ok, questa. Ma anche semplicemente alzando l'alfiere. Anche semplicemente. Cosa si poteva fare Anche qui? semplicemente portare l'alfiere in F3. Sì, sì, Avrei anche così difeso il pedone H5. va bene, va bene. Ma Ok, qui purtroppo succede questa. E qui è difficile perché purtroppo c'è un pedone passato. mm, Qui troviamo questa tattica. Ok, ora c'ha 3 pedoni passati. Secondo me, adesso mm, attiviamo il motore per vedere cosa dice. Non so se la torre può fare qualcosa contro i 3 pedoni passati. Forse sì, fa vedere. Allora, forse devo qui gioca mangiare torre qui. innanzitutto il D. Forse avrei dovuto mangiare prima di tutto D. Boh, non lo so. È difficile, eh. Vediamo cosa dice, se è pari o se il nero vince. No, dice che secondo lui il nero vince con torre F3. Ah, O re, comunque sì. Per esempio questa qui, re H4, che è la prima che mi era venuta in mente, qui va in parità. mm, Questa è la prima suggerita. Ma questa ok, è molto difficile secondo me da giocare, eh. Poi con mm, 15 secondi molto sì, difficile. Questo in fuga e questo in fuga. La fregatura è questa. Non solo, il tuo re, se il tuo re magari era nei paraggi qui o era nei sì, paraggi qui, potevamo. secondo me si poteva giocare, ma essendo molto lontano il tuo re, niente, Andato. niente. Ok, quindi riassuntone di questa partita che era iniziata coi fiocchi. È finita in Allora, altro modo. qui ci siamo dimenticati il principio degli arocchi contrapposti. Spingo i pedoni, stop. Ah, sì.
Poi qui, altra imprecisione, si poteva evitare di indebolire l'arrocco chiedendo il cambio delle donne. Mhm. E poi, buona, questa è buona, questa è buona. E poi qui potevamo appunto dominare il suo cavallo con questa mossa Mm. qui. E per finire in bellezza, questa mi è piaciuta. Ah, ecco, non dare controgioco. Qui mi sono Mm. permesso di suggerirti questa perché l'avevamo visto proprio prima nella partita anche di prima, che era vinta, Sì. e poi l'hai persa perché a un certo punto l'hai fatto entrare. Non farlo entrare, cioè è più importante non far giocare lui che giocare te. Mm. Sì, sì, Ok? sì. Non è Dai, Carlo, una non ti cosa preoccupare, cioè, girano le balle, però che cosa abbiamo parecchio. visto? Che cosa abbiamo visto sia prima che adesso? Che sei più forte dei tuoi avversari. Quindi, cioè, Eh, aggiustiamo queste robe qui mm. e vedrai che... Boh. Ok. Poi è chiaro che il Adesso, vantaggio... passo tutta la notte a giocare a Lo scacchi immaginavo, lo per te immaginavo. e la prossima volta ci vediamo che ho un elo a 700 sicuramente. E E diventa dovremo un po' più fare tre, difficile. esatto, 60.000 puntate dopo. No, no, stai tranquillo che giochi bene, c'è uno stile molto bello, molto solido, vai Eh, quasi sempre in vantaggio in apertura e medio gioco. Forse, mm, forse poi dopo ti trasformi in eh, stile troppo conservativo per mantenere il vantaggio. eh, Ehm, sì. Ricordati i principi, perché se giochi con i principi ti dicono cosa fare, no? Mm. Guarda, Quindi onestamente penso che questa partita a 15-10 l'avrei sì, probabilmente sì, sì, vinta, sì, 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 perché sì, a un sì. certo punto entro nel panico, lì Ma faccio scherzi, sì, quello dell'alfiere, una sì, serie sì, di sì, sì, sì. cavolate sull'alfiere, la torre, Sì. perdo tre pezzi così, avendo avuto davanti altri 5 minuti, probabilmente sarei stato Sì. molto più sereno, però vabbè. Magari le prossime volte Vabbè, dai, tutta esperienza. facciamo a 15, diciamo così. Sì, 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 è che Sì, abbiamo guarda, una tirato roba. molto, molto lungo. Va Sì. bene, ragazzi, spero che vi siate divertiti, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Provate a giocare anche voi la Liekin, poi mi dite come va. Vi ricordo tra l'altro che sull'Academy c'è un corso per arrivare a 1500 punti che potete affiancare a questi video che state vedendo. E niente, noi ci vediamo prestissimo con una nuova puntata. Ciao ragazzi! Ciao.